Bentrovati con Sveglia Trieste, venerdì 14 aprile. Oggi avremo ospiti Giorgio Sclip, consigliere comunale della lista Russo Punto Franco, Stefano Vatta, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, nello spazio fra le 7:30 e le 9, dalle 9 alle 10, in compagnia di Massimo Braini, archeologo, con il quale parleremo dei recenti scavi a Trieste e nelle dunque anche esplorazioni di quelle che sono in questo momento le attività proprio di ritrovamento di reperti storici, archeologici in città. Andiamo a leggere la pagina meteo. L'ingresso di una vasta depressione sul Mediterraneo determina condizioni instabili fino a questa mattina. In seguito la depressione si troverà a permanere tra il Mediterraneo e i Balcani. Oggi fino al mattino precipitazioni sparse, in genere deboli o moderate, con quota neve sui 900 metri circa, fino a fondovalle nel Tarvisiano. In giornata cielo nuvoloso, sarà ancora possibile qualche precipitazione sparsa, con locali rovesci temporaleschi. Fino al primo mattino soffierà bora sostenuta sulla costa, temperature minime 6-9 gradi, massime 10-14 gradi centigradi. Per domani sabato 15, cielo variabile fino a nuvoloso con possibili precipitazioni sparse, locali rovesci o temporali, in particolare nel pomeriggio. Vento da sud moderato, scirocco moderato, quota neve 1200 metri circa, 7-10 gradi le minime, 12-14 gradi le massime previste per la giornata di domani sabato 15 aprile. Vediamo il piccolo di oggi in primo piano, la centrale unica del 112-118 che resta a Palmanova, l'atteso documento sull'emergenza e urgenza, l'ARCS presenta il piano ai sindacati che si dividono, Fratelli d'Italia e Protesta, sarà la nuova giunta a decidere. Dall'altra parte Caffè Sacher, l'incognita dell'apertura con l'esterno del futuro locale in centro città. Migranti, sopralluogo del prefetto, l'ex manifattura tabacchi, c'è l'intenzione di attenzionare diversi siti, uno di questi in zona industriale per un eventuale hub che accolga i richiedenti asilo che arrivano a Trieste. Un linguaggio da disarmare, primo atto verso la pace, scrive Pia De Rovatti a pagina 19. Solo 4 miliardi destinati all'IRPEF, il DEF ripensa il catasto con i conti e il governo, la guida di Terna e di Foggia, braccio di ferro su RFI e RAI sulle nomine, e poi oggi il vertice sulla nuova giunta fra Fedriga e la coalizione, previsto il primo incontro tra Fedriga e la coalizione sulla nuova giunta regionale. Oggi un ulteriore capitolo di questa costruzione della squadra di governo regionale. Il comune accelera sulla ciclabile delle Rive, sarà pronta entro l'anno, poi la nuova gestione per Castelreggio, in arrivo il bando con l'estate e la volontà di allestire intrattenimento a Sistiana. Il raduno sul clima, le foci dell'Isonzo, Friday for Future, e poi la cultura, Daniela Barcellona torna al Verdi. Questi i titoli della prima pagina del Piccolo, la prima pagina del Friuli, le nuove truffe. Ecco cosa si sono inventati i malviventi per rubarci i soldi. Nelle pagine interne si va poi a scoprire di più su questa nuova dinamica, e truffatori sempre più spudorati, affari sporchi, non hanno paura di farsi riconoscere perché conoscono tutti i trucchi per evitare le punizioni. La banda del buco frega il denaro e lascia i detriti, cucciolo da adottare, un cavillo salva l'imbroglione. Quindi su questo e su questi tipi di truffe molti criminali, truffatori, chiamateli come volete, cercano di perpetrare raggiri ai danni delle ignare persone. Poi torniamo al piccolo, solo 4 miliardi per l'IRPEF e ora nel DEF rispunta la revisione del catasto. Questo a livello del governo, la missione di Giorgetti negli Stati Uniti sgancia Roma dalla via della seta. Poi debito, il soccorso dei migranti, le stime del governo sovranista, se gli ingressi aumentano migliorano i conti pubblici, gli economisti, flussi decisivi, servono politiche di inserimento nelle scuole e nel lavoro. Meloni, la fiducia in discesa sotto il 40%, ministri, guida Crosetto, bocciata Calderone. Dalle nomine alla gestione del caro prezzi migranti, il voto del Paese ai primi 6 mesi di legislatura è 5. Il titolare della difesa resta ancora il più popolare, Tajani supera Giorgetti, Ciriani all'ultimo posto.
qui tutti i sondaggi del caso. Nomine, battaglia su RFI e RAI, Salvini insiste, ora tocca a me. La 7 chiude la trasmissione di Giletti, il conduttore dice su di me solo fango. Poi torniamo in regione, le liste di centrodestra svelano oggi le carte, primo vertice a 5 sulla futura giunta. In programma l'incontro di coalizione fra Fedriga, il portavoce Petiziollo, i coordinatori di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il rebus è quello delle deleghe, i partiti stanno informando la base, ieri Dreosto ha visto i segretari provinciali del Carroccio per parlare proprio di questioni legate alla futura giunta regionale. Intanto resta la centrale unica del numero di emergenza 112-118 a Palmanova, sfuma la sede a Trieste, lo prevede il piano dell'emergenza urgenza illustrato dai vertici della ARCS ai sindacati. Fratelli d'Italia non ci sta, tocca alla prossima giunta prendere la decisione, ha detto il partito di Giorgia Meloni. Riccardo Riccardi, il posto vacante, il piano per l'emergenza urgenza con la coda di polemiche legate appunto alla mancata attivazione della seconda centrale 112-118 da molti attesa a Trieste, sarà una delle sfide del prossimo assessore alla sanità del Friuli Venezia Giulia. Il nome, come noto, ancora non c'è, anche se molti indizi portano alla conferma di Riccardi, che per ora evita i commenti, non ho nulla da dire per ora, non avendone titolo, ha dichiarato Riccardi. La fuga in avanti, Giacomelli, è incredibile che il direttore di ARCS abbia presentato un documento di tale importanza nella settimana di formazione della giunta, ha detto Giacomelli. False promesse, dichiara Andrea Ussai, coordinatore triestino del Movimento 5 Stelle, il documento è pronto da mesi e vede la luce appena trascorse le elezioni. Il fronte sindacale si spacca, Nursind e Will approvano, no di CGL, CISL, FIALS e AROI, le reazioni da parte delle diverse sigle sindacali. Poi dagli incendi alla mobilità, Friday for Future traccia la mappa delle sfide in Friuli Venezia Giulia, stilato per la prima volta dagli attivisti di tutta la regione, il manifesto delle emergenze climatiche. Faremo pressing sulla nuova giunta fino a quando la nostra voce non sarà ascoltata sul serio, dicono i ragazzi, perché per lo più sono giovani, di Friday for Future. Immigrazione in regione, gestione dei migranti, sopralluogo a Trieste, in zona industriale, si ragiona su Fernetti, visita di prefetto e questore all'ex manifattura tabacchi in via Malaspina, al vaglio nuove risposte alle criticità poste dalla rotta balcanica. Questa è la foto dell'esterno di uno dei capannoni industriali attenzionati, dipendenti ARPA al freddo per lo stop al riscaldamento, intanto la denuncia dei sindacati. Cambiando poi scenario, Italia e Slovenia rafforzano l'intesa per la protezione dei confini, vertice tra il ministro Piantedosi e l'omologo Poklukar su cooperazione tra polizie e contrasto ai trafficanti. La Croazia chiede a Bruxelles un prestito da 3 miliardi e 6. Sui titoli dell'invasione all'Ucraina, talpa suprematista, arrestato Jack Teixeira, 21 anni, fanatico delle armi, della Guardia Nazionale, usava la chat Discord per divulgare i segreti tra videogame e frasi razziste, e qui il 21enne in divisa. Poi Ituma, stella del volley, precipita dal 6° piano, il giallo della telefonata trovata morta all'alba di ieri in hotel a Istanbul, dove con il Novara aveva giocato in Champions. I media turchi dicono si è suicidata. Poco prima l'ultima chiamata, caccia la verità nel suo smartphone. Qui i video della sorveglianza negli ultimi minuti di vita dell'atleta in questi scatti. Il sogno spezzato di Giulia, a 18 anni seguiva le orme di Paola Egonu, uno dei tecnici che l'ha vista crescere, nessuna avvisaglia, aveva carattere, anche sulla sua personalità ricostruiscono le persone che l'hanno conosciuta. Pittini acquisisce la tedesca Stelag, leader sui mercati dell'Est Europa, sul tema economico. Qui vediamo i vertici e l'azienda. Al via Iride, la rete di satelliti in demand dell'industria spaziale. Poi Berlino rivede l'ok cinesi nel porto di Amburgo, si torna a discutere del governo Scholz. L'ingresso di Costco nel terminal container Tollerort, controllato dalla HHLA, la compagnia di Amburgo, torna a infiammare il dibattito politico tedesco. Un'infrastruttura critica
viene detto dalla Germania. Stellantis accelera sull'auto elettrica, disarmare le parole, primo passo per la pace, è uno dei titoli di commento. Nella sezione di Trieste, pista ciclabile sulle rive, entro fine anno il cantiere verso l'avvio. Il dirigente comunale Bernetti ha detto 2 settimane per definire la concessione con l'autorità portuale. L'asse collegherà Piazza Libertà a Passeggio Sant'Andrea, qui la foto del dirigente Bernetti. Un'opera che vale 700.000 euro, già appaltata alla ditta Mari e Mazzaroli. Poi gli appuntamenti di oggi: sopralluogo alla Fonda Savio alle 11:30 davanti all'ingresso della scuola Fonda Savio in via Pascoli. Componenti della 4ª e della 5ª commissione del Consiglio Comunale si ritroveranno su convocazione dei rispettivi presidenti Babuder ed Eklic per una seduta congiunta che prevede un sopralluogo della scuola stessa, la Fonda Savio. Palachiarbole e Ferrini sotto esame in commissione, il dibattito sulla chiusura imposta dei pompieri e sull'iter di riapertura affrontata ieri mattina durante una commissione consigliare nel quale si è parlato di diversi argomenti, Ferrini, Palachiarbola, ma anche Via dell'Agro. Procediamo però con ordine, sentiamo il primo dei 2 servizi. Questa mattina, oltre al problema di Via dell'Agro, si sono affrontati altri 2 argomenti che riguardano lo sport. Palachiarbola e Ferrini. Sul campo di calcio è vicino l'accordo con il club Chiarbola Ponziana. Il consigliere forzista Babuder aveva espresso già qualche settimana fa la necessità di adoperarsi al fine di non lasciare nel degrado quell'impianto dopo la rinuncia della Triestina a mettervi mano per creare il proprio quartier generale. Mi fa piacere che una mozione, un atto di indirizzo proposto alla Giunta, all'assessore Lodi, all'assessore Rossi e in generale all'amministrazione e alla Giunta Comunale dal sottoscritto sia stato anche ben accetto e accolto anche dagli altri consiglieri. Ringrazio per gli ulteriori contributi che hanno dato. A me sembrava che dopo diciamo così, l'annullamento del progetto della Triestina per un project financing in collaborazione col Comune fosse comprensibile e immediatamente attuabile una progettazione alternativa. Il consigliere Corrado Tremol di Fratelli d'Italia sul tema ha anche proposto, a comprensorio ripristinato, una targa in ricordo dell'ex presidente dell'Unione Mario Biasin. Il ricordo dal mio punto di vista per una persona che cuore, mente, denaro ha messo per quanto riguarda la società triestina calcio è dovuto anche sinceramente perché il progetto iniziale appunto veniva portato avanti dalla società all'epoca gestita da Mario Biasin che voleva l'impianto. Sul Palachiarbola botta e risposta in commissione fra maggioranza e opposizione. Pucci e Salvati del PD hanno incalzato con l'urgenza di completare ogni intervento nella struttura a fianco alla necessità di guardare il quadro generale degli impianti sportivi cittadini, onde evitare di ritrovarsi con chiusure da un giorno all'altro a discapito delle società che vi operano. L'assessore Elisa Lodi nel rispondere ha ricordato che il Comune si sta sobbarcando lavori che erano a capo dei gestori delle attività della pesistica e che l'attuale apertura esclusivamente pomeridiana dalle 14 alle 22 sia dovuta alla mancanza di personale che abbia la qualifica antincendio su rischi elevati, novità per l'impianto dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco. Al momento c'è solo una figura in possesso di tale certificazione. Il municipio si è attrezzato con un appalto per reperire ulteriori persone abilitate e con un processo di formazione ad hoc. L'ingegner Fantini ha sottolineato l'assurdità di paragonare il rischio elevato del Palachiarbola con il medesimo in capo a realtà come acciaierie, aziende di fuochi d'artificio o industrie pesanti. Ma questo è quanto indicato dai verbali e da lì non si scappa. Quindi Ferrini e Palachiarbola come detto, ma ieri anche nella stessa commissione ad apertura dei lavori si è parlato di quella problematica che investe la via dell'Agro, via vicino a Viale D'Annunzio, che da anni versa in condizioni di degrado a causa dell'abbandono di un sito dove c'è una ex officina attiva fino agli anni 70, lì è diventato zona ricettacolo di ratti, sporcizia e talvolta anche abbandono di rifiuti incontrollato da parte delle persone. Bene, proprio lì attraverso un'operazione catastale di usucapione e vendita di alcune particelle si mette mano, no, era giusto quello di prima, si mette mano proprio all'intervento per riqualificare la via. Vediamo. Manca solo il passaggio formale in Consiglio Comunale, ma per il resto l'annosa problematica che riguarda Via dell'Agro è da considerarsi avviata verso la sua risoluzione. La vicenda è quella di un'area abbandonata nella cintura dei civici 5, 7, 9 e 11 della stessa via. Un tempo in quella zona c'era un'officina che però dopo la sua chiusura a fine anni 70 ha lasciato spazio al degrado, con un rudere lasciato al suo destino che è diventato sempre più problematico man mano che passavano gli anni. Rifiuti, sporcizia, ratti e odori nauseanti hanno e stanno
stanno caratterizzando quel piccolo tratto di strada vicino a Viale D'Annunzio. Oggi, durante la quarta commissione consigliare, è stato dato l'ok alla proposta di delibera che in pratica porterà il Comune di Trieste a vendere un tratto dell'area da consegnare a un privato che, attraverso una procedura di uso capione, rileva tutte le particelle catastali interessate per poi metter mano a quel sito riqualificandolo a dovere. Il proprietario avrà un anno di tempo per trasformare l'area a decorrere dall'approvazione in Consiglio Comunale. Della questione nel tempo se ne sono occupati diversi consiglieri comunali. Marcello Medau di Fratelli d'Italia aveva raccolto 1000 firme per la causa. Per me è davvero un'ottima notizia, per me e per tutti gli abitanti della zona. Come vi ricordate, qualche anno fa avevo raccolto 1023 firme affinché si accendesse il riflettore su quella parte di città. E dopo tanto tempo si è riusciti a trovare una quadra, quindi è una grossissima soddisfazione. Non so se si ricorda, avevo le magliette anche per via dell'Agro, quindi un altro punticino per me, per Fratelli d'Italia e per l'amministrazione e per l'assessore Lodi che ha voluto forzare la mano su questa situazione. Quindi davvero un'ottima notizia per tutti noi. Torniamo dalle notizie del piccolo, operazioni in sicurezza per via Valerio e il nido arcobaleno, che è l'impianto antincendio all'asilo e i trattamenti antifrana della strada che dall'università sale verso il Carso. Poi superando la pubblicità vediamo anche il Caffè Sacher, lavori allo sprint finale, ma la data di apertura resta ancora un mistero, con il locale in pieno centro che al momento è chiuso, si vedono solo gli allestimenti per preparare vetrine e chiaramente il locale stesso, ma non si sa ancora quando sarà aperta al pubblico. Le iniziative poi del comitato, a quota 800 le firme per un anello pedonale in zona Maddalena. A Trieste intanto presenza di clan mafiosi, monitorati porto e flussi migratori, alta l'attenzione sulle procedure di finanziamento pubblico per evitare infiltrazioni e sul traffico di droga. Di questo se ne è parlato anche ieri durante un servizio del nostro telegiornale, a seguito proprio dei documenti che sono stati pubblicati nel pomeriggio di ieri sulle attività della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia. Andiamo a vedere. La mafia è presente con i suoi tentacoli anche in provincia di Trieste, seppur non in forma stabile, recita la relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia al Parlamento, si conferma la presenza di consorterie criminali di tipo mafioso con particolare riferimento a quelle campane. Il riciclaggio è reato che preoccupa di più, si legge dalle dichiarazioni del procuratore distrettuale Antonio De Nicolo. La criminalità organizzata ha però un forte interesse a immettere denari di provenienza illecita nel mercato legale, spiega De Nicolo. Qui c'è un fiorente interscambio economico e fare affari può essere facile. In questo senso preoccupa la criminalità cinese che fa uno smaccato uso di contanti e ha interesse a muoverli. In Friuli Venezia Giulia non si spara, ma le organizzazioni criminali agiscono in maniera più subdola, in molti casi prestando denaro a imprenditori in difficoltà, non solo con la formula del prestito che può diventare usura, ma anche con la mossa ancor più subdola dell'ingresso nel capitale sociale. Tra le operazioni emblematiche inserite nella relazione, quella collegata all'inchiesta su depositi costieri nel porto di Trieste, sul traffico di droga collegato alla cocaina in arrivo dalla Colombia, con un sequestro record di 300 kg di polvere bianca e altrettante operazioni sugli stupefacenti collegate a soggetti tunisini e albanesi. Di rilievo anche il monitoraggio del porto di Trieste, crocevia di traffici in Europa, sempre tenuto sotto stretto controllo dalla DIA. Nella relazione anche un rimando ai continui arrivi di profughi pakistani e bengalesi che, secondo le statistiche, incidono sull'aumento di reati connessi quali l'uso di documenti falsi e l'inosservanza ai decreti di espulsione. Andiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per il consueto aggiornamento sulle segnalazioni e ciò che c'è in agenda per la giornata odierna. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci dica tutto. Allora, la situazione è tranquilla e anche nella notte non abbiamo avuto interventi degni di nota. Per quanto riguarda la Galleria Carso, ricordo che ancora oggi fino alle 16 la suddetta galleria resta chiusa in direzione Trieste e viene istituita l'uscita obbligatoria a Padriciano per lavori a cura dell'ANAS. Altri lavori per la giornata odierna non ho in calendario, dovrebbe essere tutto tranquillo. Comincio a ricordare in anticipo che sabato e domenica ci saranno gli orti tergessini nella zona dell'ex OPP, per cui ci saranno dei divieti di sosta a partire da mezzanotte di sabato, quindi dalla mezzanotte fino a alle 24 della domenica, divieti di sosta sulla via Weiss, sulla via Valerio e sulla via Bottacin,
e verrà istituito il senso unico in direzione via Valerio di queste stesse vie. Quindi chi usa, lasciare la macchina più giorni in queste zone, che vada a controllare perché sono stati messi i divieti di sosta temporanei. Lo ricorderemo anche all'ora di pranzo, speriamo che tutti vadano a controllare, insomma. Per il resto al momento non avrei altro da aggiungere. Grazie allora, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie anche a voi. Proseguiamo col piccolo, addio al missionario Don Bruno Predonzani, una vita in Patagonia, sacerdote triestino, aveva 93 anni, accanto leggiamo ciò che abbiamo visto poco fa dal servizio, che è in commissione alla vendita, che sblocca il caso di Via dell'Agro, il passaggio in vista della delibera del Consiglio Comunale. Quindi energia e collaborazione nell'Europa che vorrei, l'Oberdan vince il contest, qui i ragazzi della scuola all'interno del Consiglio regionale con anche il presidente uscente dell'aula di Piazza Oberdan, Piero Mauro Zanin, che stringe la mano a quello che è stato poi il ragazzo che in mano tiene proprio l'attestato di quanto è stato riconosciuto ieri. All'università il patto per una comunicazione davvero inclusiva, il progetto SELSI, non farsi remore nel ripetere le informazioni più importanti, prediligere un linguaggio semplice, frasi brevi, non usare tecnicismi, evitare le parole straniere e i vezzeggiativi, lasciar stare le metafore e le similitudini perché i linguaggi figurati richiedono una maggiore elaborazione cognitiva. Poi sfruttare le fisicità, i gesti e il contatto visivo, scegliere un ambiente silenzioso e preferire il dialogo a due a quello di gruppo. In questo modo la nostra comunicazione orale potrà essere davvero inclusiva. Sarà più facile farci comprendere anche dalle persone con difficoltà cognitive di vario genere. Di questo si propone l'obiettivo di SELSI, un gruppo biennale finanziato dall'Unione Europea con 250.000 euro nell'ambito del programma Erasmus+. Aperitivi quantistici al via il 18 aprile, i 3 eventi divulgati promossi dall'Ateneo e poi la Goliardata, il municipio, il monumento equestre al sindaco di Piazza. Ieri abbiamo fatto un passaggio proprio nel salotto azzurro del municipio dove il sindaco ha ricevuto da Gianfranco Carbone e Giovanni Montenero questo roll up con l'immagine del sindaco a cavallo. Andiamo a vedere. Non capita a tutti di vedersi rappresentato da una statua equestre. Lo scorso 1° aprile era successo al sindaco di Piazza, il quale si era visto in un fotomontaggio realizzato da Giovanni Montenero ritrarre a cavallo sulla falsariga di una statua equestre a Torino, in Piazza San Carlo. Oggi pomeriggio Montenero e l'avvocato Gianfranco Carbone, ideatore della goliardia, hanno consegnato al primo cittadino, in salotto azzurro, un roll-up del monumento, che di Piazza ha accolto con il consueto entusiasmo e ha fatto posizionare, non si sa quanto provvisoriamente, proprio in salotto azzurro, promettendo, chissà quando, di portarselo a casa. La dinamica cerimonia si è conclusa con una serie di osservazioni sulla città da parte del sindaco di Carbone e Montenero, che partendo dalle statue hanno toccato temi quali Sala Tripkovic, il turismo e persino, ma brevemente, la cabinovia. Maschere da mezza Italia nel nome dell'amicizia sbarcherà tra 8 giorni sulle rive il Re Carnival, presentata la manifestazione che colorerà il centro per una giornata fra artisti di strada, bande musicali, carri e delegazioni in costume. Questa è una prima volta per un carnevale, quello di aprile, che ieri l'assessore Rossi in compagnia di altri suoi omologhi, quello di Monfalcone e Fasan e diverse altre anime del carnevale, hanno presentato questa nuova iniziativa. Un carnevale ad aprile? A Trieste sì, ed è il cosiddetto anno zero per la nuova rassegna Re Carnival Carnevali senza frontiere, nuovo evento che si terrà sabato 22 aprile a Trieste. Un carnevale inedito realizzato grazie alla collaborazione e sinergia dei comuni di Muggia, Monfalcone, Savogna di Sonzo e Sappada. La regia e la direzione artistica dell'evento sono state affidate alla Wavens di Venezia, società che da anni si occupa dell'organizzazione dei principali cortei e spettacoli del Carnevale di Venezia. Gli assessori alla cultura dei comuni di Trieste e Monfalcone, Rossi e Fasan,
sottolineano l'importanza di unire le forze per la resa di spettacoli del genere. Un lavoro di cucitura con quelli che sono state soprattutto la collaborazione del Comune di Muggia e quello di Monfalcone e anche altri comuni di Friuli, ma non solo, per raggiungere un obiettivo. Trieste ha uno scenario, un percorso che noi vogliamo diciamo così, rilanciare, che è quello delle rive, che certamente ha la capacità anche di accogliere decine, migliaia di persone rispetto magari ad altre città che sono un pochino più contenute o che fanno di carnevali cittadini. Che questo tipo di attività venga e si cominci finalmente, me lo lasci sottolineare, a ragionare in sinergia con la città di Trieste, ma più in generale con tutti i comuni che ci possono dare supporto in attività come questo e siano propedeutiche anche per altre attività, cominciando a ragionare il sistema, io ritengo che sia il vero valore di questo tipo di evento. Sabato partenza alle 11 con giocolieri, bande musicali e saltimbanchi in Piazza Unità d'Italia. Alle 14 partirà la lunga e colorata parata di grandi carri mascherati e delegazioni in costume dai più importanti carnevali italiani, percorrendo le rive cittadine, partendo da Piazza Duca degli Abruzzi per giungere fino a Piazza Venezia. A seguire una grande festa che culminerà in Piazza Unità, dove, fino alle 19 circa, sono in programma DJ e musica, animazioni e artisti di strada. In caso di maltempo, la manifestazione verrà posticipata a domenica 23 aprile. Ci spostiamo a Sistiana, INPS e INAIL, PPN inadempiente, nuova gestione per Castelreggio. La SRL non ha rispettato le regole sui versamenti dei contributi ai dipendenti, decade la prelazione, ora il Comune può bandire un'altra gara in vista dell'estate, il futuro della spiaggia di Sistiana con la stagione estiva che comincerà tra poco e quindi c'è anche fretta nell'individuare il soggetto che poi prenderà la gestione delle zone balneari. Bellina rimane alla guida del Consorzio Centro in Via, Nadia Bellina è riconfermata presidente fino al 2025 a Opicina, una conferma che dà continuità al buonissimo lavoro che Nadia Bellina sta facendo in questi anni a Opicina e non soltanto a Opicina. L'incontro del sindaco con il presidente del Rotary Club Trieste in questa foto, poi nevicata di metà aprile. La nostra regione spesso regala colpi d'occhio mozzafiato, panorami e paesaggi anche di montagna, come questa immagine, sebbene fuori stagione, del signor Dario Violin, come leggiamo dalla didascalia del piccolo. Gli auguri di oggi a Patti e Diego, una foto in bianco e nero, un ricordo da incorniciare, tanti auguri all'intera famiglia per le nozze d'oro e auguri di cuore per i 90 anni anche alla signora Amorina in questa foto. Online gli oggetti smarriti custoditi dal Comune, come ogni settimana vengono divulgati i riferimenti per chi avesse smarrito qualche oggetto, dove il Comune di Trieste ha aperto uno sportello dedicato per cercare di aiutare a ritrovare l'oggetto smarrito. Daniela Barcellona torna al Verdi in travesti con Orfeo ed Euridice, stasera la prima dell'opera di Christoph Willibald Gluck con il nuovo allestimento della Fondazione del Teatro Triestino. Nella versione Vienna 1762, poi la regia di Igor Pison. All'interno della stessa pagina il piccolo libro racconta l'avventura del piroscafo Trieste, domani nelle edicole, la buona condotta dei due sindaci opposti del Kosovo diviso, domani alla libreria Minerva di Trieste, la presentazione del nuovo romanzo della scrittrice Elvira Mugic. Andiamo alla pagina sportiva. Gautieri, sarà dura l'unione esperta e solida, l'allenatore torna a Rocco con il San Giuliano, dobbiamo vincere, per me sarà un'emozione forte con il legame con la città. Parla l'ex tecnico Labardato, oggi nella panchina del San Giuliano, la squadra che domenica sarà a Rocco per affrontare la Triestina in uno spareggio salvezza importante per entrambe le formazioni. La partita clou di domenica è stata affidata a Cavaliere con l'appuntamento e l'arbitro della gara. Poi l'iniziativa e le poesie di Umberto Saba al Triestina Club I Greghi e poi nei dilettanti, prima categoria Coppa FVG Costalunga fuori a testa alta. Penalizzazione shock per Varese, siamo al basket, meno 16 punti in classifica per frode e illecito. La prossima avversaria della Pallacanestro Trieste sanzionata dal Tribunale Federale, ora è ultima in classifica ma presenterà ricorso. Intanto coach Legovic a Trieste ha tutti i suoi a disposizione. Ultima di regular season con Contobello e San Vito come anteprima playoff per il basket di Serie D. Poi metà dell'opera, scrive
la pagina sportiva internazionale, Europa League, la Juventus batte lo Sporting Lisbona e fa un passo avanti verso la semifinale, gara decisa dalla rete della matricola Gatti e dalle prodezze finali del portiere Perin, che a gara in corso ha preso il posto di Szczesny, che per un malore ha chiesto la sostituzione. Eccolo qua proprio Szczesny, che ha lasciato il campo per un dolore al petto, poi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni. Musetti Show batte Djokovic, oggi derby azzurro con Sinner a Monte Carlo, il numero 1 del mondo si arrende alle sue magie. Qui Lorenzo Musetti, 21 anni, con la racchetta dietro la testa. Ancora sport, la New Virtus attende l'arrivo del Conegliano, siamo alla pallavolo. In B2 femminile il team di Della Maria senza pressioni, in C maschile match clou a Trieste tra Cus e Pordenone. Tennis tavolo giovanile al trofeo delle regioni, il Friuli Venezia Giulia sale sul podio più alto. Complimenti a loro che hanno ottenuto questo risultato. Ci fermiamo per andare in pubblicità, tra poco di nuovo in diretta in compagnia degli ospiti che saranno qui con noi in studio, tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Stefano Vatta. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, grazie a voi dell'invito e buongiorno a tutti. Si è appena accomodato nel nostro studio anche il consigliere della lista Russo, punto Franco, Giorgio Sclip. Ben trovato Sclip. Adesso sistemeremo microfono e inquadratura. Nel frattempo Vatta, apro la mattinata assieme con entrambi i consiglieri su il post elezioni. Ormai possiamo dire che l'abbiamo archiviato, quello delle elezioni regionali. Adesso vedremo la costruzione della giunta e poi insomma ci saranno tutte le tematiche da riaffrontare, l'abbiamo detto durante i mesi di propaganda elettorale, sanità soprattutto, ma anche le infrastrutture, i conti della regione, gli investimenti eccetera. E tutto questo poi ha delle ripercussioni anche nel Comune di Trieste, perché non soltanto il Comune di Trieste riceve dalla regione diversi fondi per opere pubbliche e tante altre cose, ma in questo momento a livello politico vive anche di una fase in cui ci sono dei cambi, delle deleghe, dei nomi e compagnia. Lunedì avete il Consiglio Comunale, probabilmente ci sarà il saluto degli assessori Lobianco e Grilli. Al suo posto si è già, non dico ufficializzato, ma diventa ufficioso il nome di Michele Babuder come componente della Giunta, poi si vedrà chi sarà l'ulteriore persona che andrà a coprire il ruolo che lascerà Carlo Grilli. In tutto questo quadro comunque si va avanti con le commissioni, con i lavori d'aula e certo, tutto quanto. Ieri ha affrontato anche, per dire, il tema del Ferrini, era presente anche Sclip a quella commissione, poi le chiederò certo, chiaramente due dettagli anche su quanto è emerso, però ci sono tanti lavori da completare, Vatta. Sì, sicuramente, diciamo che adesso ci sono tutti i riti del caso come ogni post elezione accade, quindi tutto il discorso di nomine, che siano di consigli di amministrazione, vediamo adesso a fine mese esatto, e chissà se ci saranno dei movimenti, e poi sicuramente all'interno del Consiglio Comunale ci sono 2 assessorati sicuramente che cambieranno, poi vediamo magari ci sono anche degli scenari possibili per quanto riguarda altri assessorati. Diciamo che le elezioni regionali hanno una ripercussione diretta sul Comune, in quanto numerosi componenti del Consiglio Comunale erano candidati, anche un buon numero di essi è stato eletto. Sì. Possiamo anche vedere per esempio a livello di Fratelli d'Italia comunque erano candidati una buona parte dei consiglieri e anche un assessore comunale, e il nostro capogruppo è arrivato anche in un buon piazzamento, quindi sicuramente le elezioni hanno un po' offuscato quelli che potevano essere gli interessi dei cittadini verso i lavori del Consiglio Comunale, però i lavori che non si sono formati, anche questa mattinata dopo essere stato su lì a Trieste sarò presente in una commissione in sopralluogo, e quindi sicuramente si va avanti. Ecco. Alla scuola Sauro, se non sbaglio. Sì, Sclip, ieri lei era parte della commissione, sarà anche lei alla commissione, visto che fa parte della quarta, sì, esatto, quindi sì, con la scuola Sauro sarà anche lei in sopralluogo. Ieri era invece in sala giunta
per affrontare Via dell'Agro, Ferrini e Palachiarbola. Sì. Se Via dell'Agro è stato abbastanza lineare il discorso, cioè c'è l'usucapione, c'è la cessione del comune di quella particella e quindi si punterà a riqualificare. Sul Ferrini tutti sperano che arrivi una novità, che almeno una società prenda in mano, che ci sia la riqualificazione. Esatto. E sul Palachiarbola, che probabilmente c'è stata qualche frizione, no? Fra l'assessore e voi dell'opposizione, non lei di prima persona. No, io in particolare, ma insomma io cerco sempre di non essere polemico perché insomma capisco i problemi un po' da tecnico, li capisco molto bene e so che possono intervenire dei problemi e quindi bisogna risolverli. Certamente l'opposizione fa il suo lavoro, un po' di vigilare, di fare pressione, ma in questo caso mi sembra di poter dire che il Comune si è mosso, voglio dire, come poteva probabilmente, perché pensare che da un giorno all'altro una struttura come il Palachiarbola, che ospita molte società diverse per tipologia di attività e anche tipologia di società diverse, dover trovare una sistemazione alternativa a stagione in corso, quindi con gli impianti già occupati a tutte queste società, è un'opera, insomma, oggettivamente non è molto semplice, perché sappiamo che molte strutture cittadine sono comunque già chiuse, sono magari ferme da tempo, quindi gli impianti a disposizione sono quelli. Quindi io ritengo che in questo caso l'assessore, eccetera, gli uffici hanno fatto quello che si poteva. Permane comunque il problema, perché abbiamo appreso ieri che per una certa parte del Palachiarbola l'impianto rimane, diciamo, non disponibile per alcune società, in particolare esatto, e poi anche in relazione alle prescrizioni date dai Vigili del Fuoco, che hanno richiesto la presenza nella struttura di dipendenti comunali evidentemente o anche società private con la qualifica, insomma, di addetto antincendio a rischio alto, che è un qualcosa su cui c'è stata un po' di una frizione, sì, come si diceva, anche un po' qualche punto di domanda, nel senso che i dipendenti comunali che prima tenevano aperta la struttura erano in possesso, è stato detto, di questa qualifica per rischio basso o medio, mi pare di aver capito. Ecco, quindi la richiesta del rischio alto è parsa un po', ha trovato impreparato, ma insomma per ovvi motivi, il Comune, che hanno detto che si stanno adesso in questo periodo formando nuove persone con questa qualifica, che poi sostanzialmente sono alcune ore in più di corso, insomma 4 per la precisione. Non è che sia una grandissima onere, no? Diciamo, sì. Così funziona. Cioè tra rischio basso e rischio medio ci sono 4 ore di differenza, di formazione. Quindi si possono fare in una giornata, insomma, infatti io conto, siccome è stato detto ieri che la formazione è in corso per queste persone, insomma posso pensare che poi bisogna fare anche un esame dai Vigili del Fuoco, però ecco, questo è ancora il passaggio, quindi la tempistica probabilmente un po' più lunga. Mi auguro per tutti quelli che praticano sport che in tempi molto brevi il Pala Trieste e il Palachiarbola possa venire aperto sia la mattina, dando quindi possibilità anche a chi, le associazioni come Calicanto, chi si occupa dei disabili, di essere fruibile da tutti, quindi questo è molto importante, perché oggi è stato detto al momento la struttura è aperta soltanto con orario pomeridiano, dove si concentrano la maggior parte di attività, ovviamente. Insomma, è stata fatta una scelta anche da questo punto di vista razionale. Ci auguriamo, insomma, e su questo ovviamente come opposizione chiediamo che venga fatto qualcosa, ma mi sembra che siamo sulla strada giusta e che venga riaperto il prima possibile e i problemi vengano risolti. Poi sul rischio elevato dopo magari possiamo anche capire a quale tipo di realtà è un po' equiparata, no? A questo punto la palestra, perché ieri l'ingegner Fantini ha detto si sta diciamo paragonando una palestra dove si gioca a pallamano, si fa pugilato, si fa scherma, a una farriera. Sì, diciamo il rischio, esatto, da un punto di vista di prevenzione, di necessità di avere il personale diciamo con quella qualifica, una fabbrica di fuochi d'artificio e una palestra sono messe sullo stesso piano. Ci sono due discriminanti per definire che tipologia di livello di rischio devono avere gli addetti, cioè gli operatori che lavorano dentro le strutture. O la possibilità che si verifichino incendi, quindi la possibilità che ci sia presente materiale combustibile o inneschi, l'esempio della fabbrica di fuochi d'artificio va benissimo, rischio alto chiaramente, oppure lo studio di Tele 4, faccio per dire rischio basso, perché? Perché ci sono solo degli impianti elettrici che saranno a norma, materiale probabilmente non è neanche legno, quindi non è combustibile e questo è un rischio basso ad esempio.
Quindi c'è questa tipologia di differenza. Poi l'altra discriminante invece, e questo potrebbe essere il caso del palazzetto, è la presenza di pubblico. Okay. La presenza di pubblico è ovviamente in caso di emergenza diventa una ulteriore criticità e in questo caso è richiesto agli addetti di avere una preparazione migliore, una preparazione maggiore rispetto a situazioni in cui non c'è presenza di pubblico. Ecco, quindi questo potrebbe essere un po' la presenza di tanta gente dentro una struttura, probabilmente anche lì, anche in assenza di pubblico, ma quando sono presenti tutte le società, nelle varie palestre, da tutte le parti, probabilmente la somma di persone, oppure in alcuni eventi è previsto anche un po' di pubblico, questo potrebbe aver fatto scattare la richiesta, anche per responsabilizzare probabilmente il comune in una situazione probabilmente un po' critica. Sicuramente. Ecco. Posso immaginare. Andiamo a sentire una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono in linea, dottor Gugliotta. Pronto? Pronto? Sento niente. Pronto, pronto, pronto. Volume basso. Non sento assolutamente niente. Allora andiamo a vedere se ci sono delle mail, se ce n'è una. Buongiorno, scusate, ma ci sono caserme vuote e in buone condizioni tra Prosecco e Piscina. Non penso che occorra cercare altri posti per i migranti. Buongiorno. Un'altra mail a proposito dei migranti. Se la Comunità Europea avesse uno Stato unico con il suo Presidente della Repubblica, ogni Stato, un governatore con un unico esercito, diventerebbe una potenza in Europa che potrebbe imporre ai governi da dove provengono gli emigrati di un controllo della fuga degli emigrati. Finché l'Europa rimarrà così, ognuno con il proprio Stato sarà sempre litigiosa, scrive Nevio. Fa un po' il seguito a quanto abbiamo letto anche oggi della ricerca di spazi per poter eventualmente realizzare un hub per i migranti. Adesso vi chiederò anche di questo, sentiamo se è possibile andare in onda la telefonata. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Ecco, ora sentiamo, prego. Dottor Gugliotta, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Mi scusi se io ritorno sempre su quell'argomento, anche perché argomenti su cui dibattere ci sarebbero tanti. Basta guardare un attimo qualche telegiornale o qualche talk show per capire quali e quante sono le criticità purtroppo nel Paese. Adesso anche con l'inflazione, soprattutto i redditi bassi o soprattutto i pensionati al minimo, è un dramma, è veramente un dramma. Allora io voglio sempre chiedere questo. Ci sono due leggi che regolano cosa si può fare nel Portofranco Nord, detto anche Porto Vecchio. Mi farebbe piacere non solo a me ma anche alla cittadinanza capire esattamente se quello che si sta facendo è nel solco della legge oppure no. Là c'è anche uno della lista Russo. La prima legge è quella del 2014, la 190, al comma 619 all'articolo 1, che viene integrata con la legge 205 del 2017 al comma 66 articolo 1 lettera B. Se per cortesia se sono 4 righe. Là dice esattamente cosa si può fare in Portofranco Nord. Vengono spesi milioni e milioni, se non ero il stesso sindaco di Piazza ha detto sono già stati spesi 160 milioni. Quando pochi giorni fa sul giornale il 56% delle famiglie, 56% sono milioni di persone in Italia e sono migliaia di persone a Trieste che non arrivano alla fine del mese. Quindi se è possibile farebbe alla cittadinanza una grossa cortesia, oltre all'articolo della Voce di Trieste della fine di febbraio. La ringrazio e auguro a lei e ai suoi ospiti e ai telespettatori una buona giornata, soprattutto di speranza. Grazie, buongiorno. Grazie, gli investimenti in Porto Vecchio sono avviati, sono anche importanti, poi non tutti sono d'accordo su quella che è la linea della pianificazione. Vatta, torno da lei anche per alternare le voci. Sì. Intanto in Porto Vecchio però
dice il telespettatore, non si sta agendo in legalità per questioni di trattati e leggi che rivendica il signore, non sono in linea con quanto sta facendo ora il Comune. Ma il Comune come piano intende trovare, almeno nel momento in cui il piano, un investitore grosso che possa andare a fare a lavorare sistematicamente su tutto, quindi avere una garanzia sia per i tempi sia per quanto riguarda l'efficienza dei lavori, quindi non fare tanto si è parlato dello spezzatino anche in campagna elettorale delle comunali, non fare lo spezzatino, quindi cercare un grosso investitore che possa lavorare interamente su un grande blocco del Porto Vecchio, Porto Vivo. E poi la scorsa settimana sono stato anche dal sindaco perché io mi sono molto interessato e so che da parte della cittadinanza più giovane anche è molto importante il discorso del Trappiano di Barcole o comunque del Porto Vivo, la cittadella dello sport, che sicuramente sarà una cosa molto apprezzata in futuro da tutti, non solo dai giovani. Il Trappiano di Barcole è un discorso un po' diverso perché c'è una bonifica, diciamo, che deve essere eseguita dalla regione di 5 milioni e poi ci sono altri 5 milioni da investire per costruire e realizzare il Trappiano del futuro, che prevederà dei campi sportivi, un accesso al mare e anche probabilmente un'arena multifunzionale per concerti ed eventi dal vivo all'aperto, e quindi sarà sicuramente molto interessante. Poi sul discorso del Porto Vecchio, Porto Vivo, sarebbe anche interessante vedere se ci sono degli investitori dal punto di vista della vita notturna, magari per i giovani, perché sappiamo che il Comune non può aprire una discoteca, però nel momento in cui arrivasse un investitore e puntasse su quell'area lontana dai centri abitati sarebbe sicuramente usufruibile da molti. Sclip, Porto Vecchio, come vede la situazione lei anche in base alle intenzioni che si stanno portando avanti proprio su come pianificare gli interventi all'interno della vasta area dell'Antico Scalo? Sì, ma questa è una cosa che avevamo detto e ripetuto anche durante la campagna elettorale, l'idea che avevamo anche come punto franco, ma insomma l'abbiamo appunto espressa varie volte, non voglio dire che era diametralmente opposta a alla direzione in cui si sta andando, perché non è così, anche perché gli spazi a disposizione sono molto, molto estesi, molto grandi. Però sostanzialmente pensare di utilizzare questo sito, che veramente non ha uguali probabilmente nel bacino mediterraneo, se non anche in aree più vaste, così utilizzandolo per tipologie, realizzare tipologie di attività o comunque anche divertimenti, musei eccetera, un po' a spizzico magnifico, non è la direzione che noi auspicavamo. Parliamo sempre di Trieste, città della scienza, che siamo attrattivi per i ricercatori, scienziati di tutto il mondo. Il punto franco, sappiamo, internazionale, è una modalità che permette ad aziende che vengono ad inserirsi all'interno del punto franco internazionale di avere dei benefici fiscali. Sì. Quindi bisognerebbe creare un link, per così dire, tra queste due attività, quindi il mondo della ricerca, dell'università e il mondo del lavoro. In quegli spazi noi vedevamo molto importante creare questo legame molto stretto, quindi ricercatori, degli spin-off, chiamiamoli così, come vengono chiamati in ambito universitario, quindi delle aziende che devono nascere, che hanno bisogno della ricerca, delle ultime tecnologie, per creare valore aggiunto, creare posti di lavoro. Questo avviene, cioè io anche personalmente ho molti amici che sono nati da un spin-off universitario, 1 o 2 persone, 1 o 2 amici, adesso hanno aziende di 20, 30, 40, 50, 60 persone, quindi queste cose avvengono, solo che hanno probabilmente bisogno di un supporto, di un aiuto. Ecco, pensare di creare in Porto Vecchio una vicinanza anche fisica tra ricercatori, tra diciamo, una struttura che possa favorire la nascita di queste aziende e poi magari anche gli enti di ricerca che già esistono, che possono mettere a disposizione parte dei loro laboratori, mi viene in mente l'OGS, tanto per fare un esempio, che diventi anche aperto al pubblico, quindi che diventi un museo a cielo aperto, chiamiamolo, comunque un museo in continua evoluzione, e quindi possa anche
essere un valore aggiunto per il turismo. Ecco, questo io credo possa essere una direzione molto interessante in cui andare. Poi sono d'accordo anch'io con il consigliere Vatta. Lo spazio è molto grande, il terrapieno di Barco, da immaginare un grande spazio sportivo, eccetera, sono ovviamente favorevoli, c'è spazio per tante cose. Per come è stato presentato, almeno dai rendering, che poi insomma sono un po' anche la miccia che accende l'entusiasmo, l'idea, però se viene realizzato su quella falsariga, insomma, delle immagini, dei rendering che abbiamo visto, cioè la città ne beneficia tantissimo, nel senso che è un'area così grande e così anche ricca di diverse possibilità, va a beneficio di tutti, visto che spazi del terrapieno. Sì, del terrapieno, visto che spazi pubblici dove poter prendere un pallone, andare lì e giocare, in città ce ne sono, ma pochi. Assolutamente, io sono assolutamente favorevole, insomma, credo noi tre in studio siamo tutti favorevoli, no? No, ma certamente. È difficile trovare uno contrario, diciamo. Sì. Anche perché oggi quella è un'area inutilizzata, no? Esatto. Inquinata peraltro, quindi sappiamo che ci sarà un lavoro da fare anche di bonifica. Anzi, c'è gente che c'entra illegalmente, appicca fuochi qualche volta. Quindi... Sì, perché c'è l'accesso al mare, no? Quelle spiaggette suggestive, uno dice attraverso. Quindi... Anche perché è importante che rimanga una zona verde, quella diciamo nel limite del possibile, quindi impianti sportivi potrebbero permettere anche questo, no? Immaginando sempre Capodistria, abbiamo in mente tutti quelle zone. Quello è, insomma, il riferimento più vicino che abbiamo. Esatto. Sentiamo una telefonata, buongiorno. I suoi ospiti, sono Gino. Prego. Io volevo passare a un altro argomento, c'è il calo di presenze nelle votazioni dei cittadini. Sì. Secondo me, e propongo alla discussione, c'è un problema di fondo, che la fiducia nei politici è caduta, ed è caduta secondo me per questo motivo, e si è visto, l'avete detto anche prima. Noi abbiamo votato per le regionali. Sì. Ma questo voto praticamente ha sconvolto anche la vita del comune, che non c'entrava niente nelle votazioni regionali. E questo perché? Perché secondo me c'è il malcostume che persone che hanno ricevuto nelle votazioni al comune precedenti degli incarichi, che dovrebbero essere incarichi visti come un riconoscimento e una collaborazione e un aiuto alla collettività, come loro dicono nelle loro campagne elettorali, che invece immediatamente, appena si aprono delle elezioni di livello superiore, si danno disponibili a quel livello lì, e quindi fanno mancare la loro presenza nei posti che hanno acquisito con le elezioni precedenti al comune. E questo secondo me è un malcostume e anche un senso di poco rispetto nella collettività di chi va a votare e che chi li vota proprio. E anche per questo secondo me gli elettori hanno perso la fiducia nei politici, perché allora tutto si risolve in un problema finanziario, cioè di andare ad acquisire posti con ricompense maggiori. Grazie e buongiorno. Grazie, Gino dice una vera verità, scusatemi la parola, nel senso che è sicuramente per alcuni, non per tutti, perché non bisogna generalizzare perché è sempre sbagliato, però per alcuni quella di una carriera politica è un vero e proprio percorso, e quindi è chiaro che si punta al livello sempre più alto. Poi taluni lo accettano, dico fra gli elettori, altri vedono questa come una scalata che poco ha a che fare con poi il lavoro del cittadino. Certo, no, diciamo che è ovvio che un voto regionale abbia delle ripercussioni sul consiglio comunale o comunque sull'apparato del comune, perché è sempre stato così, nel senso da che mondo un consigliere comunale o un assessore comunale è candidabile o è candidato alle elezioni regionali. Personalmente mi è stato chiesto anche cosa volessi fare un po' di tempo fa. Io ho saggiamente scelto di continuare le mie attività in comune, perché è già una grande riconoscenza essere potuto entrare in consiglio comunale, e credo che un po' di esperienze di gavetta si debba fare. Ecco, io non ho fatto la circoscrizione come percorso perché diciamo che per quelli che mi conoscono sanno che ho finito le superiori 2019, 2021
ci sono state le elezioni comunali, quindi era impossibile candidarmi in giro prima perché ero ancora minorenne. Sono riuscito a entrare in consiglio comunale e intendo finire il mandato e poi si vedrà cosa in futuro mi riservi, magari mi stufo anche di fare politica, chissà, ognuno ha la sua vita privata, il suo lavoro, le sue cose e anche gli studi. E poi diciamo che la squadra scelta per Fratelli d'Italia è stata importante, abbiamo candidato anche il nostro capogruppo in comune, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Claudio Giacomelli e l'assessore regionale Fabio Scocimaro. C'è stata una squadra forte che ha diciamo, combattuto per queste elezioni. Poi è ovvio che ogni persona veda negli ultimi anni le elezioni o comunque tutti gli appuntamenti politici in modo un po' diverso probabilmente e secondo me sta anche a noi con le nostre conoscenze che abbiamo in primis con le persone che conosciamo, ma anche diciamo, trasmettere a quelli che ci seguono o che seguono l'attività politica e non trasmettere la passione verso la cosa pubblica. Infatti ad esempio tanti miei amici coetanei 20, 21, 22 anni non vanno a votare, sto giro non sono andati a votare perché o non si ricordano o pensano che non sia importante, invece come vediamo la partecipazione è sempre più bassa e non è solo un discorso di preferenze che magari un voto o due possono fare la differenza, ma è proprio il discorso che se va a votare il 40% delle persone e l'altro 60% non ci va, c'è un problema di democrazia, perché se si è combattuto o se si è fatto un grande percorso storico per arrivare alla democrazia e al voto accessibile a tutti, nel momento in cui il 60% delle persone non va a votare c'è qualcosa che non va. Certo. Nel senso, qualcuno ho sentito dire anche ci meritiamo la monarchia. Diciamo che ci sono delle persone a cui non posso dare a livello di ragionamento troppo torto da questo punto di vista, ecco. C'è un problema. Disaffezione alla politica, il telespettatore dice si vedono troppe persone che puntano semplicemente alla paga che man mano che sali di livello diventa sempre più interessante, piuttosto che l'impegno quotidiano e insomma su quello che è il livello per cui ci si è candidati. Sì, ma io sono abbastanza d'accordo col telespettatore, io sono stato eletto anche in comune appunto da un anno e mezzo, quindi la prima esperienza. Insomma sono abituato per tutte le esperienze pregresse a prendermi un impegno e portarlo a termine, quindi vedere che quasi, non dico mezzo, ma insomma poco via, Consiglio Comunale era candidato alle elezioni regionali mi ha lasciato un po' perplesso, devo dire, da questo punto di vista, anche perché in concomitanza della campagna elettorale l'attività del Consiglio Comunale se non sparita, certamente ne ha risentito, insomma sono state cancellate molte commissioni, insomma l'attività è stata avanti a ritmo molto ridotto e questo non lo trovo corretto verso i cittadini del Comune di Trieste, no? Perché hanno eletto un organismo che dovrebbe funzionare, che stia fermo un mese e mezzo, quasi due, non lo trovo sinceramente corretto, quindi questo è un elemento che concorre certamente alla disaffezione, come è stato detto dal telespettatore. Poi anche capisco che è così, perché chi va in consiglio regionale se non chi ha un'esperienza in un altro ente, no? Però probabilmente forse un ragionamento, un meccanismo che permetta di farlo solo alla fine del mandato o comunque non so, probabilmente bisognerebbe pensarlo, insomma. Evidentemente sto a quello che dice lei, che è condivisibile, bisognerebbe allora allineare le elezioni. Allineare le elezioni, in modo che uno deve scegliere. Esatto, esattamente, sì. Forse è la cosa più... Questo potrebbe essere. Più giusta, forse c'è anche un risparmio, se vogliamo, sì. che poi al governo, più che in comune e in regione, almeno secondo gli ultimi anni, ma che al governo ci siano sempre date che saltano, nel senso che il governo poi si dimette, poi arriva il governo tecnico, poi arriva quell'altro, poi arriva quel terzo. Stavolta no, dai. E stavolta non lo so, non possiamo saperlo. Comunque quello sfalsa un po' le tempistiche. Certo, le tempistiche. Se invece si potesse allineare, giusto o sbagliato non lo so. Ma a livello locale forse però almeno, a livello locale, dell'amministrazione, regione, comune, chissà dirlo la provincia. Forse sì, chissà, magari torneremo anche alla provincia. Così almeno si dice, tu scegli il percorso che vuoi fare, poi ovviamente il furbo cosa fa? Si candida tutte e tre. Vabbè, però almeno poi comincia e svolge un mandato intero in un'amministrazione. Esatto, questo potrebbe essere forse una soluzione. Mentre dal punto di vista della partecipazione, della disaffezione, della partecipazione, io ho un po' così come punto franco, ci siamo dati abbastanza da fare con i banchetti nei vari rioni eccetera,
anche di recente rispetto alla famosa battaglia Novo Via, no? Così, che mi ha visto anche in qualche occasione presente ai banchetti, ma quello che è interessante, cioè lasciamo pure stare il tema, no? La battaglia Novo Via, però la partecipazione. In questa occasione specifica ho visto veramente tante persone che si fermavano a questi banchetti, che erano fatte da politici come anche da residenti, però da un punto di vista democratico devo sottolineare l'importanza della grande partecipazione delle persone. Poi si fermavano anche persone favorevoli a chiacchierare, a dire ma no, per me è una bella cosa, no, va bene, però questo ha risvegliato l'attenzione delle persone a quello che avviene in realtà in Consiglio Comunale o in Consiglio Regionale, perché lì si decidono sostanzialmente, lì si vota, e quindi questa partecipazione la vedo come positiva, no? Dopo lasciamo stare il tema specifico che non voglio adesso magari entrare, abbiamo parlato tante volte, però questo è un segno di partecipazione delle persone. Le persone, infatti anche nelle ultime elezioni regionali, abbiamo notato una differenza rispetto alle altre città, cioè c'è stato uno spostamento di voti, no? Legato a questo tema, e questo dal mio punto di vista è proprio grazie a questa massa di banchetti, eccetera, di luoghi in cui le persone che passeggiavano per Trieste potevano informarsi di un tema che comunque riguarda la città. Poi non è il principale, non è, voglio dire, no, la sanità è più importante forse rispetto alle elezioni regionali, però è un tema che a Trieste ha sicuramente spostato dei voti, certamente, ma anche ha riacceso un dibattito e quindi un interesse verso la politica. Quello senza dubbio. Dobbiamo andare in pubblicità, siamo un po' in ritardo, ci fermiamo e ci vediamo tra poco. Bene, riprendiamo la nostra diretta in compagnia dei consiglieri comunali Esclip della lista Russo.Franco e Vatta di Fratelli d'Italia. Una mail dice: buongiorno Bernardo e gli ospiti. Il signore che ogni giorno ci fa la sua filippica sul Porto Vecchio e il trattato di pace dice che parla a nome di molti altri cittadini, non parla a nome mio certamente, e si metta l'anima in pace che le cose vengono fatte a norma di legge e di coscienza da chi si adopera per il bene di tutti, scrive un telespettatore. Altra mail invece che ci porta, volevo chiedere se corrisponde in realtà il fatto che in Consiglio Comunale si è votato contro la deratizzazione di Altura, e nel caso fosse così se gli abitanti della zona siano stati avvisati di ciò. Vi risulta? Ma sì, nell'ultimo Consiglio c'è stata una proposta, un emendamento, sì, nell'ultima variazione di bilancio, vari emendamenti. Questa è una proposta, sono state fatte tante, adesso non ricordo il numero, 15-16 proposte, sono state tutte bocciate, insomma, tutte fatte dall'opposizione, tutte bocciate, un po' per partito preso certamente, come spesso avviene su alcune. Ecco, io mi aspetterei che su alcuni interventi invece puntuali, come ad esempio questo, dove si chiedeva probabilmente, adesso non ricordo, mi pare 10.000 euro, insomma comunque una spesa minima, esattamente, che si trovi comunque invece un accordo, no? Ecco, queste sono quelle cose, se vogliamo tornare alle cose che allontanano dalla politica, che un po' il cittadino dice non capisce, no? Vero? Non capisce. Beh, come abbiamo visto nell'ultimo bilancio, alla fine c'è stata una buona coesione, tanti emendamenti anzi dello scorso anno, scusatemi, tanti emendamenti dell'opposizione che sono stati accolti, ed effettivamente sì, parlando del discorso affluenze, anche quello dal punto di vista esterno, vedere appunto che per partito preso spesso venga bocciata una proposta è un po' così, diciamo. Poi sul discorso emendamenti di ratizzazione, ora non ricordo a memoria tutti quelli che sono passati, comunque nei momenti in cui viene bocciata una proposta del genere o è perché, diciamo, è superata, nel senso che c'è già un intervento in essere, o semplicemente perché gli uffici o comunque l'assessore ne è già a conoscenza e quindi si prevede già di farlo, ecco. Un'altra mail, anzi una telefonata, poi leggiamo la mail. Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, prego. Buongiorno. 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 Volevo chiedere ai suoi ospiti se alcune cosette, se mi rispondono vabbè, se no va bene lo stesso. D'accordo. Tanto non è che si cambia questa. Allora, a tutte e due, quanti medici assunte fino adesso? Nessuno. Medici per le famiglie, pochi, niente. Tra qualche giorno sarò senza medico io, ma saranno anche altri cittadini. L'assessore alla sanità, quello che c'era, adesso non so, speriamo non sia confermato perché
sarebbe la fine, fa 3 incarichi: vicepresidente della regione, l'assessore alla sanità, perché non assume medici, e responsabile della protezione civile Palmanova, regionale. Quindi quante paghe prende questo signore? Una. No, credo proprio, No, perché una. ma di servizio, di lavoro ne fa neanche uno, perché se ne fa 3, come fa a farli quando lavora anche di notte? Non lavora mai? Non dorme mai? Come fa a farlo? Ecco, poi in più a questo delle Fratelli d'Italia, questo governo l'ha messo in corsia degli ospedali quei signori bei medici che hanno fatto un giuramento di Ippocrate, che di giurare tutti i cittadini. L'hanno messo in corsia, pure si sono rifiutati di fare il vaccino e hanno fatto contro i doveri d'ufficio, hanno fatto un reato contro i doveri d'ufficio, l'hanno messo in corsia di nuovo. E il cittadino si vergogna, non ha coraggio di andare da questi signori, perché questi non curano, neanche il cane curano. Ecco, bene, grazie. Allora, se volete rispondere, grazie, se volete rispondere al signor Antonio, altrimenti andiamo avanti. No, sì, a livello sanitario sappiamo che c'è una situazione disastrosa dal punto di vista delle assunzioni e della quantità di medici. E infatti anche il governatore Fedriga ne ha parlato più volte e si intende intervenire in futuro, perché la grande sfida regionale sicuramente sarà anche l'ambiente, il lavoro, la denatalità, però la grande sfida per i prossimi 5 anni è la sanità. Si intende intervenire. E invece altri temi che ha toccato l'assessore Riccardi sulle cariche che abbia. Da quanto so questi stipendi non sono cumulabili, quindi si dovrebbe prendere solo quello d'assessore e quindi sì, no, sul numero dei medici siamo tutti d'accordo, ne sentiamo parlare da mesi, da anni, anzi, quindi sia a destra che a sinistra che al centro siamo tutti d'accordo sul fatto che mancano medici, mancano figure. Ecco. Ma io sì. Sul tema della sanità credo anch'io ho avuto delle esperienze recenti per persone insomma, che mi sono molto vicine con gli ospedali, e devo dire la verità che ho verificato di persona delle situazioni abbastanza molto critiche, a partire dal pronto soccorso, l'impatto che uno ha con la sanità. Ecco, rispetto 5 anni fa sicuramente la situazione è molto più critica, quindi mi auguro che adesso post elezioni, post campagna elettorale, che è stato un tema certamente molto dibattuto, molto cavalcato anche da chi in particolare oggi adesso sarà all'opposizione in Consiglio regionale. Mi auguro comunque per il bene di tutti i cittadini, di tutti noi residenti in Friuli Venezia Giulia, che oggi chi governa la regione faccia delle scelte che veramente riportino al centro la sanità pubblica. Cosa che purtroppo però non è, perché sappiamo che mediamente chi governerà per i prossimi 5 anni e chi ha governato per i 5 anni precedenti la regione punta in realtà a privatizzare in una larga percentuale la sanità pubblica, cosa che non mi trova assolutamente d'accordo, perché sappiamo che la sanità pubblica è per tutti, la sanità privata è per chi ha possibilità economiche. Ecco. Io credo sia importante trovare un equilibrio, certamente, però far sì che la sanità sia accessibile a tutti. Sì, sul discorso della sanità non dobbiamo dimenticarci 2 anni di Covid che hanno dato una mazzata comunque tutto al sistema. Poi sul discorso sanità pubblica e privata sono d'accordissimo sul fatto che debba rimanere la sanità pubblica, però il privato spesso viene demonizzato ed è visto come sistema americano. Non è proprio così, cioè nel senso ci sono delle convenzioni, gli ospedali si appoggiano, i distretti si appoggiano a dei privati, quindi una persona può scegliere in certi casi tra privato e pubblico e il costo alla fine è sempre quello, cioè nel senso paghi 30 euro da una parte e 30 euro dall'altra, semplicemente l'ospedale ha meno collasso di persone e
quindi c'è tutto un sistema un po' più veloce, diciamo. In Germania e in altri paesi funziona così, l'importante appunto è che non ci sia dopo una grande differenza di prezzo tra privato e pubblico, però a livello di prezzo al momento è quello, perché appunto sono convenzionati comunque i privati. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sì, a proposito della sanità pubblica, in Germania non funziona proprio così, perché in Germania hanno comunque delle assicurazioni e che comunque non coprono tutto, perché dipende quanti soldi tu hai per pagartela. Sì. E se non hai soldini sufficienti per avere un'assicurazione come Dio comanda, come il Sedisi qua a Trieste, ti manda a casa. Ecco, questa è la realtà, perché lo conosco in diretta questo purtroppo. Quello che volevo dire è sì, la sanità pubblica è molto importante, io spero che anche il governo, e sia il governo del signor Fedriga, non ci sia più chi era fino adesso a dirigere il traffico, perché sinceramente io queste cose le vivo in diretta e sinceramente i ragazzi sono stanchi, i ragazzi stanno crollando, i ragazzi non ne possono più, lavorano perché hanno una coscienza. Bravo. E poi non è corretto, non sono stati gratificati, non sono stati niente, sempre si parla di questa pandemia, ma la pandemia può succedere anche domani, siamo stati fortunati in tanti anni che non c'è stato niente, però bisogna prevederle queste cose, e chi è al governo che deve provvederle e chi ci governa, ma sembra che sia tutto un optional ormai. E io non vedo questa soluzione. Cercate di gratificarli e di mantenere i ragazzi sui posti che ci sono, dateli un po' di più stipendio, dateli un po', hanno ore che avanzano, quando le recupereranno, mi scusi? Sì, molti vanno via. Sono cose allucinanti, ragazzi. Molti vanno e via non dal è sistema corretto questa cosa, e anche chi è in alto in ospedale dovrebbe un po' anche abbassare la cresta e venire giù tante volte anche ad aiutarli, perché non si possono aprire le sale se tu non hai chi può lavorare in sala, e però è anche questo che succede. È come avere 2 infermieri in un reparto di 50 persone. Sì. Scusatemi, ma non funziona, è molto facile parlare dal di fuori, ma quando tu sei di dentro, guardate che non funziona così, è una vergogna. E poi la gente va dove ha prima praticamente l'appuntamento, però queste cose dovrebbero ritornare un po' indietro e avere una sanità pubblica per tutti, ma veramente per tutti. Grazie, buona giornata. Grazie, no, è vero, quanto dice questa telespettatrice è corretto, tanto, molto del personale in sanità rispetto ad anni fa ha cominciato a cambiare idea, ma non soltanto, prima dicevamo, dal pubblico al privato, perché hai ritmi diversi e condizioni diverse, ma anche proprio c'è gente che da infermiere va a fare tutto altro. È un sistema che probabilmente il Covid è stato un po' la spinta definitiva a questa situazione qua, però è un sistema che... Il posto fisso proprio in generale, secondo me, anche sì, bravo, anche rivisto. Che mette un po' di pressione, no, al lavoratore. Sì, esattamente, ma bisogna ricordarsi, questo mette in evidenza molto chiaramente che spesso le persone non lavorano soltanto per la paga, o meglio, no, quando hai una paga sufficiente a vivere, quello che cercano le persone è anche una qualità e condizioni di lavoro. E oggi, se parliamo di sicurezza, se vogliamo usare questo termine, sul lavoro, una delle criticità principali è proprio nell'ambito della sanità il burnout, cosiddetto, lo stress sul lavoro, che sono tipologie di criticità che in realtà hanno un impatto molto grande sul lavoratore e sulle lavoratrici, perché schiacciano le persone. Che una persona che lavora in sanità con posto fisso, e quindi diciamo 10 anni fa una condizione forse ottimale e anche ambita, oggi decida di licenziarsi e trovare un altro lavoro, questo la dice lunga sulle condizioni che evidentemente ci sono, sulla pressione che hanno questi operatori. Abbiamo vissuto certamente il Covid, in cui tutto il personale sanitario è stato sottoposto a ritmi di lavoro, come orario intendo, dopo certamente sarà corrisposto anche mi auguro una paga più alta per gli straordinari e le ore fatte, però questo probabilmente oggi non è ritenuto un valore. Ritenuto un valore avere ritmi di lavoro decenti, possibilità di passare un sabato e la domenica in famiglia, e quindi questo abbandono, no? Prima c'è stato il fenomeno di passare dal pubblico al privato, oggi dal pubblico a qualcosa, a sanità privata, sanità pubblica a qualcos'altro anche, e poi c'è stato anche il fenomeno di personale sanitario che si è licenziato
per essere assunto poi a giornata ed essere pagato molto di più, lavorando di meno. Con il rischio di non avere un contratto. Con il rischio di perdere il posto fisso, esatto, diciamo, di no? perdere il posto fisso. Però di Come accettare di avere libertà. Anche in comune. Questo la dice lunga di quello che si vive evidentemente oggi in sanità. Quindi sono la tanti sanità. settori così, non c'è la sanità. Sì, parliamo di sanità è adesso, certo, no? parliamo di sanità. Anche in comune, per esempio, negli enti, diciamo, pubblici, ci sono tanti, soprattutto giovani, che hanno abbandonato il posto, cioè nel senso, si è un po' rivisto, un giovane cerca sicuramente una paga buona, soddisfacente, però c'è la ricerca di un lavoro che sia appagante, appunto, quindi che hai piacere di andarci, no? Perché sicuramente se devi starci per decine di anni su un posto di lavoro devi trovarti in primis bene, quindi spesso andare a prendere 100, 200, 300 euro in meno al mese non è neanche più un problema, ecco. Una mail dice: purtroppo non funziona il sistema elettorale. Russo tanto parla della destra, ma ora non molla la sedia del comune e prende quella della regione. In Carso la slovenska Skupnost si era presentata con Russo, altrimenti non arrivava neppure a 1/10 di seggio. Poi si è presentata alle regionali, partiti inutili di conservatori estremisti o peggio ancora chi se li prende per avere voti pur di prendersi una sedia. Per questo il cittadino è stufo, ha vinto la destra con poca percentuale di chi vota, pur sapendo che della sinistra votano sempre tutti. Qualche domanda la sinistra dovrebbe farsela e magari fare opposizione positiva e non solo no se poll. Buona giornata, scrive Paolo. Mi rivolgo a lei, Sclip, essendo l'opposizione in Consiglio Comunale. Sì, ma adesso la media è un po' articolata, ho sentito questa cosa di Russo, io insomma l'ho detto anche prima, credo che Russo in Consiglio Comunale abbia un ruolo un po' particolare, non è un semplice consigliere comunale. Ricordiamo, lui era già prima consigliere regionale, quindi siede in Consiglio Comunale in quanto capo, referente unico dell'opposizione, in quanto era il candidato, sindaco, no? Di piazza. Esattamente, quindi svolge un ruolo di coordinamento dal mio punto di vista, quindi lui rappresenta, direi dal mio punto di vista, un'eccezione, se vogliamo, ecco, mentre ci sono molte altre situazioni in cui veramente uno in questo momento ha 1, 2 o 3 anche incarichi diversi e certamente questo non aiuta l'attività. Un commento, Vatta? No, questo? Sì, nel senso, sul cumulo di cariche, diciamo, posso anche essere d'accordo, perché come ho già detto prima vengo eletto, poi anche dipende, cioè se una nomina o un'elezione di preferenze, secondo me, perché quando hai l'elezione con le preferenze, quindi per esempio le comunali e le regionali, tu sei eletto perché della gente ti ha votato, perché le persone ti hanno votato, non è che sei stato nominato dal partito piuttosto che da qualcun altro, ecco. Quindi i cittadini ti votano, le persone che conosci ti danno la fiducia e quindi porti a termine quel mandato e ti concentri su quello. Poi sul discorso di Russo, appunto era già in Consiglio regionale prima, e il cumulo di cariche c'è un po' ovunque, sia a destra che a sinistra, è consentito. Personalmente non mi vede molto d'accordo, però diciamo che è così da abbastanza tempo. Allora, intanto vi anticipo che questa sera a Ring ci saranno Alessandra Ricchetti del Movimento 5 Stelle, Daniela Rossetti di Azione, Giovanni Barbo del Partito Democratico, Danilo Slocar della Lega, Maurizio De Blasio, l'assessore alla sicurezza del Comune di Trieste, in quota Fratelli d'Italia. Alle 22:30 Carso, l'estate del fuoco, con Lucio Ulian, ex forestale della Guardia Forestale ed esperto di incendi. Se ne parlerà questa sera a Ring. Sentiamo una telefonata. Buongiorno. Parlare riguardo alla sanità. Allora, nel 2019 ho fatto tutti gli esami di routine del sangue e mi hanno trovato alto colesterolo e trigliceridi. E nel frattempo avevo dei problemi grossissimi alla cervicale e ho dovuto curarmi privatamente. Lasciamo perdere il problema del Covid, che quello sembra una scusa su tutte le cose. E praticamente ho dovuto curarmi privatamente, vado dall'ortopedico ogni 3 mesi, sempre pagando 130 euro per visita per avere sempre lo stesso, e mi ha consigliato di fare l'esame del colesterolo perché altrimenti potrebbe essere il farmaco che mi dà tanti problemi muscolari. Sono andata dalla mia dottoressa e mi ha dato, le ho chiesto di fare anche l'esame della vitamina D, quella di Bado e quella di B di bandiera, mi ha detto che non può, perché sono passati appena 3 anni e mezzo dagli ultimi esami.
Mi ha dato 4 esami sul colesterolo, nella glicemia niente, assolutamente. A chi devo rivolgermi? Mi sono rivolta all'ufficio reclami e mi hanno detto che non sanno cosa dire. Mi ha detto che la glicemia sicuramente non la ho perché sono magra e non sono bianca e rossa. Cioè, questo è il medico che mi è capitato dopo che la mia dottoressa è andata in pensione. Ma gli esami li ho fatti nel 2019 e ho 76 anni, quindi insomma non è che ho 20 anni. Sì. Ecco, volevo chiedere cosa ti pensano i suoi ospiti di queste cose qua. Va bene. Signora, grazie. Buona giornata a voi. A lei, buona guarigione a questo punto, sperando si possa trovare lo sbroglio di tutta questa complessa situazione. Onestamente è difficile parlare di quadri clinici degli altri, soprattutto se non si ha nessuna competenza nemmeno da parte mia in medicina, quindi non mi azzardo a dire signora cosa può o non può fare. Ha fatto bene a mio avviso però se ha ravvisato che c'era una discrepanza tra ciò che le è stato detto dal medico di base e ciò che effettivamente poi le è stato prescritto in seguito, a appellarsi a un ufficio relazioni col pubblico, a un ufficio reclami, perché insomma è giusto approfondire quando non sia chiara la situazione. Certo, ma forse anche magari io personalmente non so rispondere a questa domanda molto, molto specifica, però forse l'aver telefonato a questa trasmissione, magari qualcuno che era all'ascolto potrà forse dare un'indicazione, mi auguro, insomma, magari mettendo per mail magari. Sì. Per mail, siamo qua a posto. Altre mail dicono: quando l'assessore Savino evidentemente bravissima perché la vogliono tutti, lascerà il comune perché in un anno ha saltato tutte le riunioni possibili, non ultima ieri in una riunione congiunta con i cittadini di Piscianzi, si è presentata via link per soli forse 4 minuti, mancando di rispetto a chi invece da casa si è presentato sotto la pioggia, vento eccetera, ad i consiglieri della terza, seconda circoscrizione e tutti i cittadini presenti. Comportamento vergognoso, un assessore, un consigliere non può avere più incarichi, ne va come evidente del servizio dei cittadini. Questo un po' ricalca quanto dicevamo prima, cioè che la somma di cariche talvolta fa perdere un po' di contatto poi con quello che è il proprio operato, ma tant'è, questo lo prendiamo dalla mail di questo telespettatore che ci ha scritto. Un'altra telespettatrice: buongiorno, parlo indistintamente per tutti i partiti e chiedo, vi rendete conto di dove ci sta portando l'Unione Europea con le sue decisioni scellerate, tipo l'ultima notizia sui vari quotidiani, dove ora il Green Pass sarà permanente, a cominciare dalle cartelle sanitarie dei cittadini con i nostri dati sensibili? Siete tutti d'accordo? Non ne salvo nessuno, basta vedere l'astensionismo al voto che c'è. Scrive, grazie. Poi sulle decisioni europee che vengono calate talvolta un po' dall'alto, vuoi il diesel, vuoi gli impianti fotovoltaici e tante altre cose, si potrebbero aprire dei capitoli di discussione. Certo, personalmente si potrebbero aprire dei capitoli di discussione singolarmente sui singoli argomenti, ovvio, eccetera. In generale è sempre difficile trarre un bilancio. Genericamente io vedo più vantaggi che svantaggi, essere parte di un'Unione Europea che è comunque di una regia unica tra tutti gli stati che coordina. Certamente si potrebbe fare di più, sappiamo, insomma, no? Però il percorso europeista che è stato cominciato tanti anni fa non è assolutamente concluso, ma credo sia quella la direzione in cui bisogna andare. Vatta, cosa ne credi? No, il Green Pass, il problema vero del Green Pass in questo momento è che si è passato a una misura emergenziale, a una misura stabile, perché rimane là in stand-by e poi nel momento in cui i governi reputino che si possa utilizzare, verrà reintrodotto magari in futuro. Sul discorso del Green Pass, Fratelli d'Italia si è sempre schierato contrario, sull'obbligo vaccinale anche, nel senso una libera scelta, io sono vaccinato, per esperienze diciamo paterne ho scelto di farlo, poi ognuno fa la scelta giusta per lui. Ecco. Abbiamo sentito anche prima una telefonata sul discorso dei medici che sono stati reintrodotti, i medici non vaccinati, che secondo me è una cosa anche giusta, perché appunto è finito uno stato emergenziale, sono stati privati del loro lavoro, della loro professione per un lungo periodo. Nel momento in cui appunto non c'è più lo stato emergenziale, il bisogno di vaccino, di Green Pass per svolgere un'attività, è giusto che venga reintrodotta anche quella parte di categoria.
Dobbiamo andare in pubblicità, sono le 8:30, una breve pausa, ci vediamo tra poco. La mafia è presente con i suoi tentacoli anche in provincia di Trieste, seppur non in forma stabile, recita la relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia al Parlamento, si conferma la presenza di consorterie criminali di tipo mafioso con particolare riferimento a quelle campane. Il riciclaggio è il reato che preoccupa di più, si legge dalle dichiarazioni del procuratore distrettuale Antonio De Nicolo. La criminalità organizzata ha però un forte interesse a immettere denari di provenienza illecita nel mercato legale, spiega De Nicolo. Qui c'è un fiorente interscambio economico e fare affari può essere facile. In questo senso preoccupa la criminalità cinese che fa uno smaccato uso di contanti e ha interesse a muoverli. In Friuli Venezia Giulia non si spara, ma le organizzazioni criminali agiscono in maniera più subdola, in molti casi prestando denaro a imprenditori in difficoltà, non solo con la formula del prestito che può diventare usura, ma anche con la mossa ancor più subdola dell'ingresso nel capitale sociale. Tra le operazioni emblematiche inserite nella relazione, quella collegata all'inchiesta su depositi costieri nel porto di Trieste, sul traffico di droga collegato alla cocaina in arrivo dalla Colombia, con un sequestro record di 300 kg di polvere bianca e altrettante operazioni sugli stupefacenti collegate a soggetti tunisini e albanesi. Di rilievo anche il monitoraggio del porto di Trieste, crocevia di traffici in Europa, sempre tenuto sotto stretto controllo dalla DIA. Nella relazione anche un rimando ai continui arrivi di profughi pakistani e bengalesi che, secondo le statistiche, incidono sull'aumento di reati connessi quali l'uso di documenti falsi e l'inosservanza ai decreti di espulsione. Bene, questo quanto ieri ha divulgato la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia. C'è un pericolo di infiltrazione a Trieste, ma si sapeva già, Vatta, riparto da lei. Trieste zonava città portuale, città di confine, quindi l'attenzione che bisogna dare a problematiche legate alla criminalità organizzata che vede in Trieste quel punto di transito per merci o per affari insomma, non legali è una caratteristica che la città ha da tanto tempo per dove è collocata geograficamente. No, sicuro, cioè nel senso dal punto di vista purtroppo della criminalità Trieste come strutturata è attrattiva. La mafia, a mio parere, comunque è il problema principale o tra i problemi principali del paese Italia proprio, cioè nel senso abbiamo visto anche l'evasione fiscale o comunque una grande quantità di soldi, ma non solo di soldi, ci sono delle persone che vivono nella paura, delle persone terrorizzate, intere zone di proprietà della mafia. Abbiamo visto anche per esempio la mafia nigeriana a Torino che ha conquistato dei quartieri, quindi dove lo Stato, per fortuna non nel caso di Trieste ma in generale per l'Italia, nelle zone mafiose diciamo, dove lo Stato perde la sua autorità e lascia un po' il controllo a queste organizzazioni, secondo me lo Stato perde. Abbiamo visto in questi ultimi tempi che ci sono stati degli arresti piuttosto importanti e questo lascia sperare, fa sperare. Poi a Trieste, discorso mafioso, per fortuna siamo messi anche bene, però c'è bisogno di un monitoraggio costante perché sono cose intollerabili da ogni punto di vista. Che non si scopra il fianco, Skip, su questo. No, certo. Ma sì, il discorso mafia ormai insomma, penso sia di dominio pubblico già da anni, tutti l'hanno capito, la mafia nasce in alcune zone ma si sposta e segue i flussi economici, segue i flussi finanziari, quindi la mafia si sposta dove ci sono denari da spendere, denari che si muovono. Quindi in questo momento particolare tutti i finanziamenti che derivano ad esempio del PNRR o comunque dalle grandi opere certamente attraggono un grande interesse da parte della mafia. Anche nella nostra città ricordiamo che rispetto ai lavori del tram di Opicina purtroppo
all'interno di un report della direzione antimafia regionale c'è stato questa avvisaglia, insomma, quindi non parliamo di cose ipotetiche, ma purtroppo di situazioni che sono già sotto monitorate. Ecco. C'è stato un consiglio comunale sì, esatto, c'è stato un consiglio comunale in cui il buon Francesco Russo ha portato, secondo me molto correttamente, all'attenzione del sindaco questo tema, dicendogli: guarda, caro Roberto, nel senso, no, il tema mafia è entrato nella nostra città ufficialmente ed è un problema per la nostra città, per la città di Trieste, non è un tema di maggioranza o di opposizione, è un problema che riguarda tutti quanti noi, perché chiunque potrebbe avere un parente, un genitore, un fratello che magari viene in contatto con questa ditta, e quindi questo è un problema per la città di Trieste. E purtroppo in quella occasione è stato silenziato Russo dal presidente Panteca, che gli ha detto: non si può nominare la parola mafia all'interno di quest'aula. Ecco, questa è stata una pagina molto triste dal mio punto di vista, forse la più triste che ricordo nel Consiglio Comunale, perché è stato posto dal mio punto di vista senza assolutamente nessuna strumentalizzazione un tema molto importante, chiedendo che l'attenzione sia alzata su questo tema e lavorare assieme per cercare di in qualche modo monitorare questa tematica così importante, e invece è stato alzato un muro, no? E vediamo che infatti i lavori di Trando Piscina sono ancora fermi. Mi chiedo quando ripartiranno. Adesso non vorrei tirare in ballo la galleria di Piazza Foraggi, però la tipologia, cioè lunghi ritardi, tempi che si sono allungati senza che il Comune diciamo, prenda alcun provvedimento tipo penali eccetera verso l'impresa, non sono, cioè, voglio dire, non è necessariamente detto che tutto sia sì, che ci siano sempre problemi tecnici. Sappiamo, le materie prime non arrivano, i problemi tecnici ci sono, servono tempi più lunghi. Però insomma, cominciamo a vedere più opere in cui qualcosa non funziona. Ecco, adesso via dalle polemiche, però purtroppo sappiamo che diciamo, le mafie in generale, comunque il sistema mafioso si inserisce in queste tipologie di lavori, e questo è un problema, ripeto, di tutta la città. Città. Oggi adesso sappiamo che esiste un nuovo codice degli appalti, e a livello nazionale è stato... Io credo verrà portata ancora qualche modifica, perché ovviamente il nuovo codice degli appalti, con l'idea, no, questo è un grande dibattito, con l'idea di semplificare, perché bisogna correre per affidare le opere, in realtà si fa saltare qualche tipo di controllo. E quindi c'è questo grande dibattito su... sappiamo che per realizzare un'opera pubblica in questo momento in Italia i tempi sono lunghi proprio per la burocrazia, per i controlli che bisogna fare sulle aziende, e quindi non riusciamo a spendere i soldi che abbiamo. È un cane che si mangia la coda. Dall'altra parte tu riduci i controlli e poi ti trovi in casa la ditta che magari, no, insomma, opera un po' in maniera allegra, diciamo, rispetto alle regole, leggera, eccetera. Quindi bisogna avere in questi ruoli probabilmente persone molto formate anche nel pubblico, che controllano e sanno anche farsi rispettare e impostare bene i lavori. Ma questo è un lavoro di alta professionalità che spesso, probabilmente anche negli enti pubblici, parlo per il Comune, ma insomma in generale, è un compito molto gravoso, molto gravoso, che insomma richiede una professionalità molto alta, che spesso si pensa non risiedere negli ambienti pubblici, invece è così e deve essere così. Vatta? Sì, no, mi ricordo in quel consiglio comunale il consigliere Russo, con intenzione bonaria, ha comunque spostato un po' l'attenzione. Secondo me ha cercato un po' di strumentalizzare la faccenda all'epoca, però ovviamente dipende anche dai punti di vista. Sul discorso mafia, sul discorso galleria tram, diciamo che non ci sono delle prove su questo. Il discorso della galleria, dei continui ritardi, sicuramente non è contento il sindaco in primis, non è contento l'assessore, non è contento
un consigliere di maggioranza e soprattutto i cittadini non sono contenti. Tantissima gente. Neanche un consigliere di opposizione. E anche se, no, forse magari no, dai. Diciamo dal punto di vista politico magari c'è qualcuno che cavalca anche l'onda in campagna elettorale, abbiamo visto anche sul tema dell'ovovia, ci sono dei consiglieri che sono entrati anche in regione grazie al tema dell'ovovia, facendo la battaglia contro l'ovovia. E il discorso della galleria purtroppo non è una colpa politica, è una responsabilità politica sì, perché è sicuramente una responsabilità decidere di avviare i lavori. Poi se questi lavori hanno dei ritardi, ci sono dei problemi con la goccia d'acqua, i canali d'acqua che scorrono in galleria, sicuramente questo non ci rende contenti. Poi i cittadini devono anche capire che un lavoro ben fatto, se si vuole fare un lavoro, si inizia un lavoro, cioè devi arrivare all'ultimazione della galleria che non hai più problemi, quindi preferisco aspettare 3 mesi in più rispetto a tagliare i tempi e magari tra 10 anni c'è lo stesso problema. Cioè questo è un lavoro che per i prossimi 50, 60, 100 anni probabilmente eliminerà il discorso galleria dalle future opere pubbliche da attuare. Ecco. Avevo visto una meme sulla galleria, se non sbaglio, che mi aveva fatto... Quella cabino via dentro? No, aspetta un attimo, vediamo se... Ah, devo accedere. Quel tram. Quella, vabbè, appena la trovo la faccio vedere, devo fare l'accesso, le password, non lo so. Non è molta su queste robe, faccio un po' di pastrocci. Andiamo a leggere una mail, datemi un secondo. Quindi eravamo qui. Passano i giorni ma non succede niente, sembra che le transenne della fermata della linea 1 in via Capodistria siano la soluzione definitiva. Sicuramente già un anno è passato e nonostante le segnalazioni nulla cambia. Nella ciclabile Cottour in 2 settimane sotto le feste pasquali hanno ripristinato un tombino, a Chiarbola tutto fermo e trascurato. Complimenti. Lo sfogo di un telespettatore, fermata della linea 1 in via Capodistria, così ve lo segnalo eventualmente per poter fare un passaggio, un sopralluogo, segnalarlo a chi di dovere. No, a me sono giunte varie segnalazioni da varie persone, questa zona Capodistria adesso non ho presente diciamo, il punto preciso, ma comunque di molte situazioni in cui compare una buca su un marciapiede, un cordolo di un marciapiede viene rovinato e viene posizionata molto tempestivamente la transenna. Il problema è che la transenna rimane lì mesi e mesi, cioè anche da un anno, situazioni in cui la transenna è sempre lì. Questo è quasi, la transenna diventa quasi più pericolosa del buco. Ecco, sinceramente l'ho segnalato varie volte agli uffici, con qualche mail o anche di persona. Spero che questa situazione venga risolta, devo dire la verità, perché a mio parere si farebbe prima a risolvere, a ripristinare il manto, insomma, non so perché non venga fatto, devo dire la verità. Lunedì avete consiglio comunale, se non sbaglio, no? Questo è lunedì prossimo. È un azzardo se vi chiedo già se c'è qualche delibera in discussione più importante di altre, se c'è un ordine del giorno che insomma può riguardare anche qualche opera eventualmente di cui si parla spesso oppure che ha una valenza più rilevante rispetto ad altre. Non vi chiedo a memoria l'ordine del giorno, però. No, credo verranno portate sicuramente in discussione quello di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, cioè Via dell'Agro. Sì, esattamente. Ok, poi c'è, come dicevamo, la commissione di oggi invece sulla Fonda Sabio. La commissione di oggi sì. Qual è il problema lì? Ma il problema è che è stato segnalato delle problematiche all'interno delle scuole, l'acqua pubblica, finestre chiuse, situazioni insomma un po' invivibili all'interno della scuola. Io non so se adesso, perché purtroppo la richiesta di commissione è stata anche rinviata perché c'erano le vacanze pasquali, poi per varie elezioni regionali, eccetera. Magari andiamo lì oggi e vediamo che la situazione, mi auguro, magari è già stata parzialmente risolta, ecco, potrebbe essere. Una mail dice: buongiorno, fino a quando gli appalti saranno al massimo ribasso e non completeranno interventi migliorativi per il progetto e soprattutto tecnici qualificati per controllare l'avanzamento delle opere, le ditte meridionali lavoreranno in maniera di assoluto rispetto delle regole e dei diritti dei lavoratori. Ok.
non penso ci fosse una domanda in tutto questo, comunque è una considerazione. Beh, diciamo che quello sugli appalti è un articolato intreccio di norme che talvolta scoraggiano anche le ditte a partecipare in certe situazioni. Se si potesse scegliere, almeno dal mio punto di vista, ovvio che preferisco una ditta triestina piuttosto che della zona rispetto ad andare a prendere una ditta di Benevento, faccio un esempio. E poi sul discorso di prima, sulla burocrazia, il codice degli appalti e altro, sicuramente sono d'accordo, però diciamo che nel momento in cui ci sono anche tantissime fasi appunto burocratiche da fare, magari è anche più facile per un'organizzazione criminale inserirsi all'interno senza essere beccata. Nel momento in cui ci sono magari meno fasi da effettuare è anche più facile controllare, perché se ciò è un equilibrio delicato. Diciamo che secondo me non farebbe troppa differenza avere 10 fasi appunto burocratiche di controllo rispetto a 3. Ecco. L'importante è controllare bene l'azienda o la ditta del caso. Vi domando due cose dal piccolo. La prima, la ciclabile sulle rive. Entro la fine dell'anno il cantiere verso l'avvio, noi abbiamo fatto la prova su strada, mi sono messo con la bici a noleggio da Piazza Libertà, ho fatto fino alla piscina Bianchi con Guido Indri che mi filmava, non ha filmato per fortuna quando sono andato a sbattere sul palettone di cemento col ginocchio destro, che però essendo mancino mi serve di meno, sto scherzando. E al di là delle battute, la pista ciclabile sulle rive risolve un problema secondo lei, Sclip? Oggi c'è una promiscuità fra pedoni e ciclisti nel tratto lato mare. Certo, ma cioè è favorevole a uno le dice domani facciamo la pista sulle rive. Allora, io sono uno che da 20... Siamo al bar, abbiamo il caffè. Sì. Stai parlando con una persona che da 22 anni cerca il mio diciamo, obiettivo dal 1° maggio al 30 ottobre, o insomma ottobre quando ci sono ancora belle giornate, andare a lavorare in bicicletta. Quindi io percorro abitualmente il tratto Officina-Università in bicicletta, no? Quindi facendo strada nuova però. Strada nuova di Officina che è molto larga, c'è una corsia diciamo laterale che potrebbe essere tranquillamente una pista ciclabile, lato monte, sì, ma anche l'altro lato, cioè anche in discesa, insomma è abbastanza comodo. In questo periodo, questo l'ho denunciato anche in questo studio, anche insomma in altre maniere, c'è un grave problema perché la strada è percorsa da tir, no? A causa del blocco sul Ponte Verde, eccetera, che sappiamo tutti i noti problemi, che mi auspico veramente venga risolto il prima possibile per questi tir che passano in via Teatro Romano, via Filzi, via Fabio Severo, via Coroneo, via Valerio, fino all'università, con tutte le auto, i ragazzi. Questi giorni c'erano feste di laurea con i tir che passavano in mezzo, con i parenti, con i regali, con i cioè è una situazione veramente critica e questo si riverbera anche sulla strada nuova di Officina, ecco, diventa più pericolosa anche farla in bicicletta in particolare. Ma comunque tornando alla domanda, quindi volevo solo fare questa premessa per dire che io sono favorevole, pur capendo le difficoltà della nostra città, strade strette, posteggi, una pista ciclabile, io sono favorevole alle piste ciclabili fatte come si deve però, quindi con le protezioni, con il cordolo di cemento per evitare che le auto possano invadere la corsia, eccetera, perché altrimenti diventano dal mio punto di vista molto pericolose. Certo, possono essere viste come una transizione verso una vera pista ciclabile, la famosa linea che delimita, però è molto pericolosa perché se c'è un'auto posteggiata che apre una portiera o un'auto che invade la corsia, il povero ciclista si trova... purtroppo sono all'ordine del giorno, no? Lo leggiamo sulla cronaca, anche gli incidenti, gli investimenti, le persone che cadono in bici perché toccate da un'auto e questo è molto pericoloso. Io sono favorevole alla pista ciclabile, una pista ciclabile sicura. Certo, questo, di cui ho letto anch'io oggi sul piccolo, è un piccolo tratto, insomma, no? Potrebbe permettere a uno che abita in centro di andare tranquillamente a lavorare all'Allianz, alla Friuli, non so, ecco, va bene. Dovrebbe esistere pian pianino una rete, ho sentito parlare anche della pista ciclabile fino all'università, vediamo.
Beh, lei potrebbe prendere da Opicina l'Ovovia, no? Per andare... Sì, certamente, questo è il mio obiettivo, lo sanno tutti. Almeno ritorno sicuro. Ritorno, sì. sì. No. Dall'università fa giù via Fabio Severo, arriva alla stazione praticamente della cabinovia che sarà il Molo Quarto e dopo potrà tornare su. Credo che no. L'obiettivo mio di venire da Opicina ogni giorno al lavoro in bici è proprio fare la salita e pedalare, quindi la strada preferita è strada del Friuli. Le faccio una domanda un poco cattiva. Okay. Vatta, sulla pista ciclabile delle Rive? No, lo l'avevo già detto in questa sede, le piste ciclabili di Trieste sono mal collegate, quindi abbiamo Viale Miramare, poi la famosa ciclabile di Cosolini fatta malissimo che sbuca in blocco della superstrada, e poi abbiamo quella che parte da zona San Giacomo, la che arriva fino a Couture, Santeria, sì. la Couture. L'obiettivo secondo me a Trieste era di collegare queste questi 3 parti di ciclabili che abbiamo, quindi questa qua che comprende le rive probabilmente collegherà Viale Miramare a quella cosoliniana, la posso chiamare. Campielisi, dai. Esatto, il prossimo obiettivo sarà collegare la Couture a Campielisi. Sono stato di recente a Vienna, c'è la ragazza di là, e anche a Monaco abbiamo parenti, a Monaco la mia famiglia. In certe città come Monaco, come Vienna, soprattutto appunto stati magari tipo Germania e Austria, le ciclabili sono comprese nella maggior parte delle strade, perché ad esempio Vienna c'è delle strade, è molto simile a Trieste, ma delle strade enormi che sono grandi più di Corsa Italia, per farci intendere, quindi c'hanno una corsia per senso di marcia e una corsia per senso di marcia anche per le biciclette, oltre agli attraversamenti pedonali e ai marciapiedi. Chiaro. Trieste non sarà mai una città del genere perché abbiamo le vie strette, quindi è impensabile fare delle ciclabili in qualunque strada, però il passo importante da fare adesso per questa ciclabile delle Rive è sicuramente il collegamento per la ciclabile di Viale Miramare e quella di Campielisi. Poi in futuro sarà importante collegare quella di Campielisi alla Couture in modo tale da poter arrivare da Miramare fino a Santeria in bicicletta. Sempre senza perché scendere. se un ciclista percorre la ciclabile e dopo deve attraversare la strada a piedi, fare un pezzo con l'auto che gli sfreccia vicino, sicuramente c'è una situazione di pericolosità ed è anche scoraggiato a farlo, anche perché anche una persona che guida le auto nel momento in cui c'è il ciclista in mezzo alla strada non è proprio il massimo. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, stavo ascoltando quella trasmissione e mi collego al discorso che faceva il consigliere Split sulla velocità con cui si interviene con le transenne. Sì. Ecco, questa è una verità, ci sono transenne da anni, ma forse anche dimenticate sul loro di lavoro. Per questo ritengo di intervenire di nuovo, che il dottor Gugliotta conosce bene il problema, non sarà così grave come per un posto come in centro città, diciamo così. È la questione di quell'albero di via Pietà. Sì. Io passo ogni giorno sotto quell'albero che avrà una ventina di metri alla fine di via Pietà, dove c'è quella famosa, insomma, c'è quella bellissima scalinata che dovrebbe essere bella, che sta letteralmente demolendo la scalinata. Ha demolito ormai il marciapiede e sta intaccando il manto stradale vicino, dopo aver danneggiato un muro di cinta di una casa. Allora io mi chiedo, sa perché sono arrabbiato? Non per il fatto di quella forse scalinata che viene usata, però non ci troviamo in piazza Goldoni o in piazza Unità naturalmente, però mi arrabbio perché un intervento che potrebbe costare 100, diciamo così delle cifre, alla fine viene a costare 10.000, perché c'era l'assessore, sottosegretario, vice segretario, non so come chiamarla, l'onorevole Savino, che immediatamente dopo la mia telefonata è intervenuta con le transenne, che dopo tutto oggi sono leggerissime perché sono in alluminio, non sono più quelle in ferro. Arrivano lì un paio di operai, non so di che cooperativa, mettono la transena, un sacchetto di sabbia e il giorno dopo te lo trovi in via Carducci. Non so, semplicemente io sono arrabbiato per il costo che avremo quando mai verrà fatto il ripristino di quella scalinata, che dovrebbe essere un bell'angolo della città, invece è una cosa vergognosa. Eccola lì. Quell'albero sta demolendo tutto,
quel muro di cinta a destra l'ha appena rifatto il proprietario della casa, si è rifatto per conto suo, perché l'aveva aperto a metà. Quelle radici, vede l'ultimo scalino su, adesso in questa prospettiva è difficile vederlo, l'ultimo scalino sopra è ormai alzato di 40 centimetri. Questo è un albero, non so come sia nato lì, ma bisognava intervenire alle prime avvisaglie. Adesso bisognerà chiamare non so chi, non so chi, i pompieri, la protezione civile per sradicare quel povero albero, perché questo bisognerà fare, cresce continuamente ed è una cosa incredibile. La ringhiera è arrugginita, che è pericolosa solo al contatto, perché uno gli mette la mano sopra, prende il tetano sicuramente. Ecco, queste cose che sono angoli della città sicuramente poco importanti, ce ne sono il comune diversi, dovrebbe anche darsi da fare. Grazie della giornata. Grazie, sì, questa segnalazione, come ha detto il telespettatore, l'avevamo seguita da tempo, avevamo in studio l'onorevole Savino ancora quando proprio ne avevano parlato in diretta assieme. Spiace, diciamo, vedere come ci sia una macchinosità negli interventi, dove il cittadino vede anche che a sua detta si può risolvere in tempi poco più brevi. Sclipi, io volevo fare questa domanda: se un domani, io dico se perché ormai di certo ci sono le morte e le tasse, se un domani ci sarà la cabinovia, lei le prenderebbe? Ma insomma no. Certamente non messo in imbarazzo, adesso non è che la battaglia è contro l'Eurovia per i 1000 motivi che abbiamo detto. Sarebbe curioso di prenderla almeno una curioso volta. Di prenderla certamente, insomma, curioso di prenderla, però quello che è importante è quello per cui appunto certo. Ma anche che non sarebbe il mio mezzo di trasporto quotidiano. Ecco, io sono un esempio di residente a Piccina e lavoro all'università, non è sui miei percorsi, non è un mezzo che risolve i miei trasporti quotidiani. No, vado in bicicletta, in autobus o in auto, quindi la cabinovia non risolve il mio problema. Questo è un po' il risultato del sondaggio che abbiamo fatto anche in questo periodo, proprio tra i residenti di Opicina e Carso, che dicono che quello non è lo strumento adatto ai residenti del Carso Opicina, perché la gente lavora in zone industriali, lavora in zone, qualcuno lavora in comune, lavora in Piazza Unità, ma pochi, e quindi non è lo strumento adeguato in questo momento. Però una volta, ma non ci sarà, però quindi non la prenderò. Ok, Vatta, immagino che la risposta sia sì, perché insomma... Sì, no, sono curioso. C'è curiosità, poi sono sicuro che nel momento in cui verrà realizzata anche quelli contrari la utilizzeranno. Poi sul fatto che qualcuno o per partito preso, per sua esperienza personale, magari un residente del Carso che è abituato a spostarsi in macchina, non la utilizzerà e non la prenderà, però sono sicuro che nel momento in cui verrà realizzata ci sarà grande interesse da parte di tutta la cittadinanza, e anche chi sarà abituato a spostarsi in un determinato modo magari cambierà un po' le sue abitudini senza stravolgerle. Prima di salutarvi, era questa la meme che volevo farvi vedere sulla galleria di Piazza Foraggi, riprende un fatto tragico, quello che è stato l'annuncio all'ex presidente Bush che c'è stato l'attentato alle Torri Gemelle, quindi diciamo su quello c'è niente da ridere, però cosa usa Trieste Ball, che è una pagina Instagram, la satira, dicendo: signor sindaco, una seconda iozza che colpì il finestrin, e quindi diciamo lo sconcerto da parte di quello che è, in questo caso è Bush, dovrebbe essere il sindaco, nel dire ma come la galleria è finita e ancora più quindi, diciamo la satira su questo sul web si spazia veramente da una parte all'altra, poi i Trieste Ball sono veramente bravi. La satira ci salva ogni tanto, l'ironia, perché altrimenti... Gli ho mostrato, tra l'altro, mi pare che fosse un loro meme, proprio il sindaco gliel'ho mostrato in un'occasione. Beh, ma il sindaco in questo dimostra abbastanza autoironia. Sì, si mette a ridere, ma è giusto così. Bisogna dirlo. Grazie a Giorgio Sclip della lista Russo.Franco, grazie a Stefano Vatta di Fratelli d'Italia. Ci fermiamo con la pubblicità, tra poco Massimo Braini, archeologo, parleremo degli scavi in città. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in compagnia dell'archeologo Massimo Braini. Ben ritornato, ben ritrovato. Grazie, ben trovati a voi, buongiorno a tutti. Dunque, noi attraverso Massimo Braini oggi andiamo un attimo a mappare la zona del centro cittadino, perché la zona di via Punta del Forno, siamo da quelle parti? Più o meno sì, da quelle parti. Quella che è chiamata un po' la zona urban, esatto. Dove ci sono
anche adesso tanti esercizi commerciali che stanno un po' rivitalizzando la zona, l'Arco di Riccardo, via Capitolina e zone e vie limitrofe, continua a sfornare scoperte archeologiche. L'ultima è proprio in quella zona lì. Notizia di qualche giorno fa che in sostanza sta per ripartire, in realtà l'ennesima ripartenza, ma di fatto un cantiere molto grande e molto articolato, il cantiere, quello che viene comunemente chiamato il cantiere di Via dei Capitelli. Sì. Siamo in un contesto appunto centrale nella zona di Civitavecchia, appena a monte della Piazza Cavana, all'incrocio fra Via Crosada e Via dei Capitelli. È una zona che è stata interessata dagli scavi da moltissimo tempo, diciamo che in tempi recenti partiamo dal 98-99 con le prime attività dell'attività inerente al progetto Urban, che ha riguardato tutto il distretto di Civitavecchia, dall'Arco di Riccardo verso valle, diciamo, ecco, una specie di triangolo che comprende quella zona lì. Ma in tempi recenti ha visto poi appunto cantieri succedersi nel 2000, 2004, 2017, vado un po' a memoria, però di fatto diciamo che dal 99 in poi quell'area è stata sottoposta a numerosi interventi di indagine divisi in vari momenti con sfide logistiche non indifferenti, non solo in quel cantiere lì, non solo in quella zona lì, perché appena oltre in via Sporcavilla, via Pozzo di Crosada, in tutti quei cantieri lì che erano stati divisi per UMI, cioè unità minima di intervento, erano stati fatti un sacco di sorveglianze o comunque di sondaggi archeologici preventivi in ciascuna delle unità appunto minime di intervento che prevedevano un'attività di ripristino edilizio e di restauro diciamo così degli edifici. L'area più estesa, mettiamola così, l'area che ha restituito i resti più corposi è anche l'area che tutto sommato si presta di più, perché di fatto oggi si presenta come una superficie aperta e quindi di facile scavo, mettiamolo così, in realtà non è facilissimo, insomma di relativamente facile scavo, è proprio la zona che oggi è compresa fra Via Capitelli e Via Crosada, ed è notizia di qualche giorno fa, è comparsa sul quotidiano, che il cantiere riprenderà. In realtà il cantiere è già ripreso alla fine dell'anno scorso in un contesto sotto il Palazzo dell'Ater, quindi leggermente più a monte, un po' nascosto, quindi magari non era immediatamente visibile, ma chi passava di là si era accorto insomma che c'era del movimento. La società che scava in questo momento è la Società Archeotest di Trieste, sono i miei colleghi. Io ci tengo a dire appunto che le notizie che darò oggi sono ovviamente di pertinenza della soprintendenza, ma sono frutto del lavoro dei colleghi che sono quotidianamente sul cantiere. Io sono coinvolto diciamo in modo specializzato per quanto riguarda la parte dei rilievi, quindi lo scavo lo stanno seguendo i miei colleghi. Di seguito ci sarà un cantiere nella parte leggermente più a valle, dovrebbe partire veramente a giorni, e siamo di fronte a Palazzo Franco, cioè in quello che è in sostanza un incrocio molto importante che viene riproposto, la cui importanza viene riproposta anche dal toponimo che ancora esiste, perché Via di Crosada si chiama così proprio a rimarcare il fatto che siamo in presenza di un incrocio, cioè di una croce alla fine, di un incrocio molto importante. L'incrocio oggi è ricalcato da Via di Crosada stessa, Via del Pozzo, Via Sporcavilla, Via del Pozzo di Crosada e Via dei Capitelli. Questo è il sistema insomma della viabilità urbana di oggi, ma abbiamo buoni motivi di ritenere che questa viabilità, questo percorso che si è diciamo reiterato dalla città medievale e poi settecentesca fino ad oggi, sia il ricalco di una viabilità antica, molto probabilmente anche di fase risalente fin alle fasi romane. Noi questo lo possiamo supporre da una serie di dati, abbiamo invece la certezza che il tessuto urbano medievale prevedeva invece questo passaggio. Quindi è una zona molto importante per lo studio della topografia di quel contesto, cioè dell'area di Civitavecchia, che di fatto una volta era la città, né più né meno. Quindi siamo appunto nel contesto sud orientale della città, perché siamo nell'angolo sud orientale di Crosada, delle mura della città medievale, chiusa dalle mura appunto che correvano da San Giusto fino alla zona del Via del Teatro Romano, e poi Piazza Unità, arrivavano appunto in Via delle Mura, che appunto non a caso si chiamano così per Via delle Mura medievali, poi ritornavano su verso San Giusto. Quindi siamo in un angolo della città antica, ma siamo in uno snodo molto importante per la viabilità e per la topografia
che lo studio appunto degli elementi archeologici che emergono ci dice essere uno snodo estremamente importante, a tal punto che ha determinato la topografia che ancora oggi leggiamo all'interno di questo tessuto urbano. Lì si sono trovate strade fondamentalmente? Allora, in realtà sì, sono state trovate nel cantiere del 2003-2005 un segmento molto profondo rispetto al piano di calpestio odierno di Via dei Capitelli, di un tracciato viario di epoca romana che collegava questa zona, che noi pensiamo possa essere appunto un foro commerciale, dopo magari lo spieghiamo un po' meglio, cioè in sostanza uno spazio pubblico in prossimità della linea costiera che allora correva molto vicina rispetto a questo cantiere. Siamo appunto... Può essere che lì c'erano anche le saline da quelle parti, oppure erano più distanti? No, le saline scusa se mi confondo, in fase romana non sappiamo come era strutturato l'eventuale discorso di saline. Abbiamo invece una buona certezza che le saline occupavano la zona del Borgo Teresiano, quindi nella zona più nord-orientale. E non sappiamo sul versante dall'altra parte, cioè zona Piazza Ortis, quindi Santi Martiri, eccetera, l'orografia probabilmente non si presta per un impianto di saline, ma ripeto, tutto questo fa parte del periodo che noi definiamo generalmente medievale. Nella fase romana non abbiamo idea di come fosse strutturata la linea costiera, se non per questa presunta via probabile, diciamo, uso il termine probabile perché non è più presunta, anzi molto probabile viabilità costiera che correva lungo via del Teatro Romano, via Crosada e poi proseguiva verso Santi Martiri e zona che oggi conosciamo come Piazza Ortis, e in sostanza questa struttura aveva poi una viabilità che correva anche verso monte, cioè dall'incrocio di Crosada andava poi verso la zona dell'Arco di Riccardo, oggi riproposta a una quota molto più alta, parliamo di diversi metri più in alto, riproposta oggi da Via dei Capitelli. E in realtà se uno passeggia per Via dei Capitelli proprio in prossimità dell'area di cantiere e si affaccia poi su quello che è il cantiere del 2004 che in questo momento è fermo e che poi appunto riprenderà e guarda verso il basso, ci si accorge che c'è un lastricato e quella è la quota e sono i lastricati di una strada romana a tutti gli effetti. Quello è un segmento proprio ben visibile. Quindi possiamo ipotizzare che nell'epoca romana quello fosse il centro nevralgico della cittadella? Sì. Allora, abbiamo buoni motivi per credere che quel contesto lì fosse uno snodo fondamentale nella viabilità urbana, che questa viabilità urbana in quel contesto lì fosse l'aggancio con la viabilità extraurbana, cioè con la viabilità nord-est-sud-ovest che arrivando da Aquileia, poi c'è un'immagine che eventualmente possiamo vedere, correva appunto lungo la linea costiera e arrivava fino alla zona di Santi Martiri e poi proseguiva verso il contesto che noi oggi chiamiamo Campo Marzio. E dopodiché c'era una viabilità che da questa via, chiamiamola via diciamo litoranea, si snodava poi verso monte, saliva quindi verso il colle che noi oggi conosciamo come Colle di San Giusto, e quindi si creava un incrocio. In corrispondenza di questo incrocio alcuni elementi e alcuni dati archeologici ci fanno pensare che fossimo in presenza di uno spazio pubblico. Per comodità io prima l'ho chiamato foro commerciale, in realtà sarebbe un discorso un po' più articolato. Una sorta di agorà. Sì, una sorta dobbiamo immaginarci come le città medievali, degli spazi relativamente angusti all'interno di una topografia con gli edifici privati che si susseguivano all'interno di stradine o di salti di quota anche con superati con delle scalette, eccetera. Tutti questi elementi noi li abbiamo trovati in questa zona e quindi uno spazio pubblico era ovviamente una calamita per attività che si potevano svolgere in aree più... Ma la cosa più interessante è che questo spazio pubblico era verosimilmente affacciato sul mare. La zona della curva tra via Punta del Forno e quella che oggi noi chiamiamo via del Teatro Romano, che è molto più larga e molto più, diciamo, dritta di quella che era la sua pronipote, cioè via Riborgo, via di Riborgo. Quel contesto topografico abbiamo degli elementi, perché sotto il Palazzo dei Lavori Pubblici, ne avevamo già parlato in un precedente appuntamento, di fronte alla scalinata di Santa Maria Maggiore, era stato trovato negli anni 30, se non sbaglio 20 e 30, quando è stato costruito il palazzo, una struttura riferibile a dei moli, quindi insomma un approdo di epoca romana, quindi lì c'era acqua di fatto, era evidentemente anche con un certo pescaggio, perché altrimenti appunto le navi non potevano attraccare in comodità, ovviamente il cabotaggio delle navi non sarà stato paragonabile ai tempi di oggi, 17 metri di fondali, però diciamo che questo spazio pubblico, oltre che ricalcare un incrocio
terrestre, diciamo di viabilità terrestre, molto probabilmente era uno snodo di contatto anche per la facilità di approdo che avveniva in questa piccola insenatura. Non per niente un buon indizio è dato da via Punta del Forno, perché di fatto, se guardiamo la topografia della città medievale, ci rendiamo conto che si crea una sorta di protuberanza, e forse questa protuberanza nella viabilità medievale potrebbe ricalcare una specie di piccolo promontorio che creava questa insenatura, alla radice della quale si poteva aprire questo spazio. Ora questo cantiere che sta per partire potenzialmente ci potrà dare delle risposte. Nelle ricostruzioni tridimensionali che vengono fatte per restituire un'immagine, una suggestione della città romana, viene riproposto questo spazio, viene riproposta questa piazza, diciamo così. A me piace pensare una sorta di pronipote della Piazza Unità di oggi, no? Uno spazio aperto sul mare collegato con la viabilità. Dopo vediamo anche le immagini che oggi ci ha fornito Braini. Da un molo mi sposto al porto, in Porto Vecchio, con Marco Stabile, che questa mattina proprio dall'antico scalo ci dà conto di una novità che interesserà il Porto Vecchio e che riguarda anche il settore del turismo. Buongiorno Marco Stabile in collegamento. Sì, buongiorno a te Bernardo, buongiorno a tutti gli amici telespettatori. Siamo in questo momento nella bretella di collegamento che va dall'area della stazione Piazza Libertà sino al Molo Quarto. Bretella che in questo momento è chiusa al traffico proprio per i lavori di cui vi parleremo ora. Si passa solo a piedi o in bicicletta sulla area della futura pista ciclabile che proprio il nostro Bernardo Gulotta ha ben documentato nei giorni scorsi. Questo qui, quindi questa porzione io azzarderei di una quindicina o al massimo 18 metri, è il nuovo varco d'accesso al Porto Vecchio per tir e per pullman turistici. Lavori in corso, abbiamo visto gli operai all'opera proprio in questo momento. Quindi cosa succederà in futuro? Pare che i lavori dureranno una decina di giorni, secondo quanto comunicato dal comune e dall'ingegner Bernetti. Camion e pullman turistici arriveranno attraverso la bretella ed entreranno qui, ovviamente collegati all'Adria Terminal, all'attività portuale ancora presente in porto. Pullman turistici che invece erano un problema. Perché? Perché mancava il parcheggio in aree vicine alla città. Ecco, qui dietro, vicino all'area doganale, verrà realizzata un nuovo park, un nuovo spazio con stalli appositi per i pullman, per risolvere un problema che era stato sollevato più volte, per esempio anche da Guerrino Lanci di Federalberghi, dal presidente regionale, ovvero mancavano stalli per i pullman vicini alla città. Ecco che il problema dunque viene risolto così. Dunque camion e pullman turistici entreranno in Porto Vecchio dalla bretella dietro Mirella, no? L'ingresso è subito dopo la stazione in Piazza Libertà. Entreranno qui dentro, i tir arriveranno in zona Adria Terminal, i pullman si parcheggeranno qui dietro, risolvendo un problema legato anche agli flussi turistici che verso l'estate diventano più importanti. Poi l'uscita sarà quella invece in Piazza Libertà dal portale monumentale, quindi si entrerà da qui con ampio spazio e si uscirà dall'altra parte con la possibilità di parcheggiare all'interno i pullman. Lavori indicativamente una decina di giorni, perché bisogna risolvere il problema, vedete, di questo scalino, di questo avvallamento e di altri buchi, quindi si sta lavorando a questo, verrà effettuata l'asfaltatura e quindi sarà possibile entrare con tutta comodità per tir e per pullman turistici da questa parte del Porto Vecchio, risolvendo sia una questione logistica portuale che una questione legata ai flussi turistici, fortemente richiesta proprio dalle categorie collegate al turismo che non avevano grandi spazi a disposizione dei pullman in aree vicine al centro. In questo caso il collegamento rispetto alle rive è assolutamente garantito. Come vedete, operai all'opera in questo momento per le opere necessarie a rendere fluido quel passaggio dalla strada all'area interna, poi si passerà all'asfaltatura e dunque in una decina di giorni il nuovo varco d'accesso diverrà realtà, una delle opere necessarie insomma per sostenere la parte portuale e per diciamo così dare una mano a quella turistica che basta girarsi per capire quanti pullman ci siano in arrivo a Trieste ogni giorno. Tra l'altro poi dopo, Bernardo, saremo in collegamento da qui vicino, dall'area della stazione marittima, dove quest'oggi ci sono 2 navi bianche che sono approdate in banchina. A te.
Grazie intanto a Marco Stabile. Noi dobbiamo andare in pubblicità, poi in compagnia di Massimo Braini vedremo anche le ricostruzioni a rendering digitali della città romana, perché poi seguendo quelli che sono gli scavi si può ricostruire anche il senso che le civiltà che ci hanno preceduto avevano dato al territorio in base a quella che era la sua orografia e la sua conformazione del suolo e del mare, che oggi sappiamo, linea di costa, che è ben più distante rispetto al passato. Ci fermiamo poi alla pubblicità tra poco. Ritorniamo in diretta in compagnia di Massimo Braini che in qualità di archeologo ci sta spiegando proprio quelli che sono gli scavi in città. È un momento di fermento, no? Mi raccontava anche adesso in pubblicità. Ci sono diversi cantieri aperti, sì, diverse cose interessanti da poter vedere. Ci sono, appunto, sul quotidiano sono emersi anche che prossimamente partiranno un cantiere importante, comunque una sorveglianza e una verifica archeologica anche nella zona del Castello di San Giusto, che è un contesto completamente diverso, parzialmente indagato un paio di anni fa, sempre dalla società Archeotest, dai colleghi Pietro Riavez, che come responsabile, ovviamente li cito perché mi fa piacere, ovviamente la dottoressa Paola Ventura per la soprintendenza. Che è quel tratto davanti al Polo dei Giovani, Polo Giovani Totti? Che esattamente, gli scavi lì sono stati, forse se ci si ricorda, perché anche quello in via Cattedrale è rimasto aperto un bel po' di tempo, sì, proprio quello frontale alla scalinata che dà l'ultimo accesso poi alla cattedrale, e quello era uno, e dopodiché ce n'erano altri due, uno in salita a Castello, un cantiere stretto e lungo che partiva appunto da piazzetta San Cipriano, arrivava fino a su in quota alla via Capitolina, e poi uno in via Capitolina, in piazza della cattedrale, insomma di fatto lì era un po', diciamo, eravamo ai limiti tra i due contesti toponomastici, un cantiere di sorveglianza che ha restituito, forse ne avevamo anche già parlato anche qui, le importantissime tracce del verosimile e del molto probabile, anzi a questo punto certo, insediamento pre-romano, perché lo scavo proprio condotto da Archeotest per Acegas, in sorveglianza a un cantiere Acegas, aveva restituito questi dati archeologici e poi, diciamo così, con una possibile ricostruzione topografica delle fasi pre-romane. Dopodiché il cantiere è stato particolarmente interessante anche perché sono emersi dei dettagli strutturali di fase romana, molto probabilmente pertinenti al foro o comunque a un'altra struttura, anche in questo caso una struttura pubblica, di cui possiamo tracciare i contorni, i perimetri in modo così generico, anche perché lo studio della topografia ovviamente lì è datato agli anni 20 e 30, quando sono stati fatti gli sterri ed è stata tirata fuori la basilica con la platea, la presunta, chiamiamola così, verosimile platea forense, e quindi questi elementi vanno un po' a comporre il puzzle. Forse vi ricordate, ne avevamo già parlato, che in realtà il cantiere più curioso, mettiamola così, o comunque più da questo punto di vista interessante per la ricostruzione topografica della città romana era stato proprio quello di via della Cattedrale, perché nelle varie ricostruzioni, anche in queste che ho portato, il 3D eccetera, abbiamo sempre tracciato tutti, me compreso che mi occupo di topografia, una strada romana che ricalcava la via della cattedrale e arrivava frontale a quella che era la cattedrale di oggi, ma che allora appunto era un edificio pubblico con queste strutture di propilei che sono oggi inglobate parzialmente nel campanile, nella torre campanaria di San Giusto. Ebbene, i dati archeologici che sono emersi hanno in questo momento escluso la presenza di una strada romana lì. E questo dimostra che, insomma, tante volte noi facciamo dei tratteggi, delle suggestioni, ma poi quando magari si va a controllare e c'è l'occasione di verificare la stratigrafia e il materiale che esce e le strutture che poi magari sono pertinenti a questo materiale, certe volte questi tratteggi vanno cancellati e quindi determinate linee di ipotesi di ragionamento vengono poi invalidate dal dato puntuale che ovviamente ha la prevalenza sulla suggestione o sull'idea che ci si può fare. Quindi via della Cattedrale non è una via romana? In questo momento ci sentiamo di escludere che la via romana, che probabilmente c'era, perché di fatto ai propilei in qualche modo bisognava arrivarci, non ricalcava esattamente la via della cattedrale come noi abbiamo sempre tratteggiato. Quindi è più probabile che la via, mi passi il termine, maestra per arrivare a quella che è l'attuale cattedrale fosse via Capitolina? Allora, no, via Capitolina è un tracciato molto molto recente che è stato aperto proprio in occasione dei lavori di sbancamento e di, diciamo, apertura dell'area così come la vediamo noi oggi. Abbiamo delle bellissime foto di inizi Novecento
movimento che mostrano appunto un contesto completamente diverso, con una casa con degli orti, con delle aree coltivate e il castello che si intravede dietro appunto a dei filari di ulivi, no scusate di ulivi, di vite, insomma c'era in zona dove noi oggi abbiamo il monumento ai caduti, c'era un edificio e questo edificio aveva appunto delle coltivazioni, un orto. Ha sbancato tutto questo sistema, è uscita la platea forense con la basilica civile romana. La via Capitolina è stata aperta in quel contesto lì, molto probabilmente la via che portava in modo, diciamo così, frontale a questo contesto archeologico, comunque a questo edificio, a quest'area pubblica, era salita al castello stessa. Esatto, quindi proprio là. Esatto, quella di fatto anche il dato archeologico, il cantiere recente ha restituito tracce. Esattamente, proprio lei, quella che tra l'altro oggi è sì, difficilissima da percorrere con lo scooter, perché, però, sono assolutamente d'accordo. Però la difendo, cioè, spero che non l'asfaltino mai, perché comunque insomma è un segmento di città 6-700esca e 800esca che insomma l'asfalto poi andrebbe a nascondere, però questa è probabilmente, questa sì che è il ricalco di una strada romana, non lo è più, diciamo così, via della Cattedrale, grazie ai cantieri che sono stati portati avanti dalla società Archeotest da Pietro Riavez come responsabile di cantiere, che ha restituito appunto delle informazioni che ci fanno cancellare un tratteggio nelle nostre ricostruzioni tridimensionali. Anche perché, così, diciamo, idealmente chi percorre via della Cattedrale e si trova, lo vediamo a tutto schermo, chiedo a Franco, eccolo, e si trova la cattedrale davanti, indica una conseguenza quasi logica nel dire questa era la strada principale, esatto, e una volta finita ti trovavi davanti la chiesa, cioè la cattedrale, allora, o quella che era la struttura di riferimento. Di fatto quando esiste la chiesa, questo, certo, no? Quando esiste la chiesa o quando esisteva la coppia delle chiese, perché lì ricordiamoci la genesi poi della cattedrale giusto, medievale eccetera, molto probabilmente la via della cattedrale, le planimetrie più antiche che abbiamo della città restituiscono l'esistenza di via della cattedrale, quindi in funzione della cattedrale stessa la via c'è. Abbiamo sempre pensato che la posizione dei propilei, che sono appunto inglobati all'interno della torre campanaria, e la topografia complessiva dell'area restituisse una sorta di frontalità anche nella fase romana, e questa frontalità poteva avere un asse viario ad essa afferente, cioè che attraverso questa via si arrivava frontalmente anche ai propilei, come noi oggi frontalmente arriviamo alla via della Cattedrale. In realtà appunto il cantiere che è proprio qui, in questa fotografia era proprio qui, ha restituito dei dati archeologici e delle strutture che sono incompatibili in questo momento, perché magari basta allargare il cantiere di mezzo metro certe volte che si apre appunto un universo completamente diverso, ma in questo momento noi siamo portati a cancellare questo tratteggio, ecco, di fatto, perché la strada romana non passava a Siale, non era, diciamo così, la via Cattedrale non è la prosecuzione naturale e diretta di una strada romana che evidentemente, se c'era, poteva passare un po' più a destra, un po' più a sinistra rispetto a questa fotografia. Di certo invece salita al castello lo era, lo è tutt'oggi, è rimasto in fase medievale ed è uno uno probabilmente degli assi generatori, perché è orientata esattamente con i punti cardinali est-ovest e fa parte dell'impianto della città romana di primissima fase che occupava la sommità del colle. Non sappiamo in che modo, perché ovviamente il castello di San Giusto ha diciamo, rasato tutto nelle sue varie fasi costruttive, però noi sappiamo di certo che quella è una degli assi generatrici dell'impianto topografico della prima fase della città romana. Allora, dovremmo avere una telefonata, poi andiamo in pubblicità. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Emilia. Prego. Buongiorno, su tutta la redazione, ospiti e tutti quanti i telespettatori. Non riesco a sentire però. Ecco, io fortunatamente un po' esco del tema, che si è consigliato. Non sento niente. Scusa al telespettatore, ma non ho l'audio in studio. Proviamo ancora, perché è giusto far intervenire chi ci ha chiamato. Provi a continuare la sua domanda, insomma, quello che voleva dire. Dovrà richiamare? Aspettiamo allora. Siamo qua fino alle 10 in compagnia di Massimo Braini. Approfittiamo poi la pausa pubblicitaria. Invito il telespettatore che ci ha telefonato a richiamare, perché così andiamo a capire quella che era la sua domanda o la sua considerazione. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Riprendiamo la nostra diretta, dovremmo aver recuperato la telefonata di poco fa. Buongiorno. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, adesso sì, prego. Buongiorno, allora, volevo porre questa domanda al gentile ospite. Sì.
che più che altro da parte mia rappresentano una rassicurazione di quello che diciamo così penso, no? Allora, se il ruolo di Cesana, se è vero che il ruolo di Cesana in epoca romana era un po' l'alter ego di Trieste, cioè mentre Trieste, l'economia triestina si basava più o meno sul sviluppo marino, Cesana si basava su un sviluppo di terra. Questa è la prima domanda che le faccio. Seconda domanda. Scusi, Cesana si basava su? Il commercio di Cesana, sì, almeno da quello dalle ricerche che ho fatto, ripeto, chiedo all'ospite se effettivamente... Sì, no, l'abbiamo solo sentito, sì. Ecco, semplicemente Cesana, è vero che Cesana c'era un po' l'alter ego di Trieste, mentre Trieste era protesa verso il mare, Cesana era protesa verso, diciamo, l'interno del Carso, dell'Istria, di quelle parti là, no? Sì. Ecco, questa è la prima domanda. Sì. La seconda domanda che volevo porle è se nella collina di Bogomili Staraveuzi a Basovizza esistono altre doline di questo genere, e questa invece è una notizia, passatemi in termini di servizio, voglio mettere in risalto che i cavalli di Villa Sartorio si trovano in uno stato veramente pietoso di incuria pazzesca. Grazie, buongiorno. Grazie, sì, dei cavalli di Villa Sartorio avevamo ricevuto una mail questa settimana per il loro stato di conservazione, ma insomma se dopo lei ha un dettaglio ce lo può dare. Cesana era un polo alter ego di Trieste, come domanda del telespettatore? Allora, avrei fatto un'ulteriore domanda mia, c'è una specifica su di che età stiamo parlando, di chiaro, che periodo? Certo, sì, insomma, giusto. Non sono preparatissimo su i dati archeologici che riguardano, diciamo, il contesto che da Opicina va verso, diciamo, l'interno, quindi la zona appunto di Cesana e poi quella che diciamo l'asse che oggi noi conosciamo da strada di Vienna per Vienna verso l'interno. Mi verrebbe da dire, e mi dispiace che non sono più preciso in questi dati, ma appunto non voglio inventarmi, tra virgolette, la roba, quindi non sarà mia cura eventualmente, per curiosità anche appunto informarmi, quindi non ho idea di quali siano i dati archeologici che possono stare alla base di un'eventuale affermazione, ma mi viene da dire che Cesana era posta, o tuttora posta, su un asse di penetrazione dalla linea dal mondo marino adriatico, dell'Alto Adriatico, al mondo, diciamo così, continentale. Lo è oggi, lo era allora. Abbiamo lo studio della viabilità medievale, ancora una volta cito Pietro Riavez, ma cito anche Valentina De Grassi, che sono due delle persone con cui collaboro molto spesso, che sono molto più diciamo, presenti sul pezzo su questi argomenti, che dimostrano come la viabilità in quota, chiamiamola così, quindi in quota alta, per dire dalla zona di Duino Aurisina si poteva proseguire verso l'Istria con una sorta di tangenziale, passatemi il termine, senza dover scendere in quota e quindi in zona Trieste, e di conseguenza Cesana e quella che noi oggi conosciamo Opicina, ma anche Contovello e Santa Croce, eccetera, erano dei borghi, erano dei centri che si erano poi sviluppati lungo questi assi viari. Cesana in più, mi viene da dire, pensando appunto alla sua ubicazione, era anche posta, era il primo insediamento, che ripeto non so che origine abbia nella storia Cesana, era il primo insediamento invece della diramazione che portava verso l'interno, quindi nel mondo, diciamo così, che si cominciava a slegare dall'Alto Adriatico e cominciava a legarsi invece alla parte della territoriale interna di quella che poi nel tempo abbiamo conosciuto come Mitteleuropa e che adesso appunto conosciamo come zona appunto dalla Slovenia, che poi portava verso l'antica provincia del Norico, eccetera eccetera. Quindi questa è la risposta che mi sento di dire, mi spiace non posso essere più preciso perché non conosco i dati archeologici che potrebbero appunto darci qualche elemento in più. Per quanto riguarda invece il discorso di Dolina, se per Cesana ho potuto imbastire una risposta, perché più o meno sono dato così a sensazione, non conosco proprio il contesto, quindi non ho modo di dare una risposta precisa al telespettatore, e anche in questo caso senz'altro per curiosità è una questione che mi interesserebbe verificare, ma in questo momento mi spiace. I cavalli di Villa Sartorio immagino che sia semplicemente un elemento da dover mantenere, fa parte dei tanti tesori della nostra città. In questo caso parliamo appunto di contesti che esulano un po' dall'archeologia, mettiamola così, fanno parte sicuramente della tutela e di contesti storico-patrimoniali architettonici che sono estremamente importanti e che ovviamente soffrono di quelle che possono essere anche delle varie situazioni che noi spesso conosciamo, cioè
difficoltà nel reperire i fondi, che è la prima cosa, la proprietà, quindi chi poi deve gestire e che deve anche poi tutelare il bene, e poi se si riesce a fare questi primi 2 step eventualmente la fruizione, perché questi contesti poi affinché possano essere tutelati e curati devono vivere, cioè molto spesso noi assistiamo a restauri o recuperi e dopo magari chiusi in un involucro e di difficile fruizione, no? E quindi sicuramente questo particolare dettaglio rientra in questa casistica. Anche in questo caso non so lo stato dell'arte e quindi non avrei idea di come dare una risposta ulteriormente precisa. Allora, abbiamo 20 minuti circa, quindi cerchiamo di andare, Braini, nel focus un po' di quelli che sono interventi più anche recenti, di cui si sta occupando lei. Questo che vediamo è un fotogramma della città invisibile che ci mostra quella che era idealmente la città medievale, romana, sì, e dove arrivava la linea di costa. In quest'angolo qua, mi corregga se sbaglio, siamo nella zona di cui parlavamo prima, cioè questa qua in rettilineo, e qua dovrebbe esserci il Teatro Romano, è la via attuale, via del Teatro Romano, proveniendo da via Canal Piccolo. Esattamente. Questo piccolo muletto che è proprio in primo piano, nell'ideale, questa è una ricostruzione, è una suggestione, è basata su alcuni dati topografici puntuali, quindi i dati archeologici hanno aiutato a creare dei punti fissi all'interno di questa funzione ricchissima di variabili e di punti, diciamo così, di incognita. Però abbiamo degli elementi che ci permettono di creare in sostanza una griglia. Questa griglia poi viene vestita da una grafica che ovviamente deve essere poi uniforme, e quindi in questo caso non riusciamo a distinguere quello che è l'inventato o ricostruito da quello che è invece il vero. Tra il ricostruito, quello che salta all'occhio è proprio questo angolo con questo piccolo molo diciamo in parallelo alla linea costiera, e quella è quella che noi ricalchiamo da via Punta del Forno. Immediatamente un po' più all'interno di questa insenatura, quella è quella che raccontavo prima, cioè si intravede anche la ricostruzione di quello spazio pubblico proprio intestata diciamo così, a via del Teatro Romano, chiamiamola per comodità, la via litoranea antica, su cui all'estremità, diciamo, a sinistra dell'immagine si intuisce appunto la forma riconoscibile del Teatro Romano. La grossa pecca di quando noi facciamo queste ricostruzioni è che non sappiamo mai cosa metterci sul Colle di San Giusto, perché noi abbiamo questo grande edificio che vediamo sulla sommità, che è la ricostruzione della Basilica Civile Romana, grazie a degli studi, mi viene in mente il dottor Paolo Casari o la professoressa Monica Verzarbas, che sono sicuramente due degli studiosi che si sono occupati degli elementi architettonici che hanno poi determinato la possibilità di ricostruire tridimensionalmente nelle sue misure l'edificio, ma dietro, ovviamente, dove c'è il castello sicuramente c'era qualcosa. In questa immagine è stato camuffato con un boschetto, con un'area verde, però ecco, in qualsiasi ricostruzione tridimensionale che noi facciamo nella città, quello è un posto che non possiamo né inventare, diciamo, magheggiare qualcosa per camuffarlo e neanche nasconderlo alla vista, perché ovviamente è centrale. Quindi va detto che lì viene fatta una radura, ma verosimilmente c'era qualcosa. Andiamo da Marco Stabile, questa volta si è spostato verso la galleria Montebello in piazza Foraggi. Di nuovo a te la linea. Sì, grazie della linea Bernardo, grazie ai tuoi ospiti e agli amici telespettatori. Ci siamo spostati in piazza Foraggi, in zona Galleria di Montebello. Come vedete, con l'amico Enzo Iannacone vi faremo vedere quelle che sono le novità per il momento. Partiamo dall'asfaltatura, ovvero è stata completata la coltre d'asfalto, come vedete, per quanto riguarda la galleria e anche la porzione esterna, così come la segnaletica orizzontale, ovvero le righe per terra. Poi andando verso la galleria, come vedete, degli operai in azione che stanno lavorando alla parte sinistra, c'è la nuova pista ciclabile, quella segnata in rosso sia dalla parte destra che dalla parte sinistra, quindi sia, diciamo così, in una direzione che nell'altra. Ovviamente quello che si attende è il materiale utile a completare la volta della galleria. Il problema più annoso, quello del rifornimento dei materiali che mancano in questo momento e che si stanno attendendo per chiudere l'opera proprio con quella diciamo così, copertura utile a
garantire, diciamo così, l'impermeabilità mentre si passa con l'auto, perché come detto la possibilità di chiudere l'intervento completamente dal punto di vista della penetrazione dell'acqua non è stato possibile. Il sindaco ha spiegato che questa volta permetterà di far colare l'acqua nelle caditoie laterali e quindi di risolvere l'annoso problema collegato alla galleria. Quindi per tutto il resto la galleria è sostanzialmente realizzata, praticamente pronta, manca la volta. Qui in piazza Foraggi, dove vediamo appunto la nuova asfaltatura e la segnaletica orizzontale, verranno poi realizzate le 2 rotonde in questa area di piazza Foraggi che consentiranno conseguentemente al loro realizzo di togliere i semafori, come ha spiegato più volte a Ring il sindaco di piazza. Ieri il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo, già candidato a sindaco, ha polemizzato dicendo che bene, chiudiamo gli interventi della galleria, ma saranno necessarie delle penali le aziende che stanno operando all'interno perché i lavori non sono stati eseguiti dal suo punto di vista entro i tempi previsti, cagionando ovviamente dei conseguenti disagi alla città. Ieri il consigliere Russo è stato molto forte nelle sue polemiche su questo punto, lo risentiremo anche nel corso del nostro telegiornale. Intanto i lavori comunque per quelli che sono gli interventi ancora possibili in attesa dei materiali per la copertura per la volta vanno avanti, le 2 piste ciclabili le vedete l'asfalto appena posato, così come la segnaletica orizzontale. Intanto ovviamente tutta Trieste attende che si possa finalmente tornare a passare di qui quando i materiali saranno consegnati e sarà possibile realizzare quella famosa volta che permetterà a quell'acqua che ancora in alcuni punti filtra nonostante tutti gli interventi realizzati di scendere nelle caditoie laterali e di non creare i famosi annosi problemi di cui si parlava con la vecchia galleria di piazza Foraggi, con le famose stalattiti che erano un pericolo sia per gli automobilisti che in particolare per i motociclisti in transito. Dalla galleria di Montebello è tutto, noi adesso ci spostiamo, ma non so se in tempo per un ultimo collegamento, dall'altra parte per farvi vedere anche l'altra faccia della medaglia, l'altra imboccatura in zona via Baiamonti. Grazie a Marco Stabile. Lì Braini non c'è stato tanto da scavare, o meglio, non credo che si ritroverà niente di romano in quella zona là. No, quel contesto lì in realtà è interessante perché la direttrice di uscita della città in quella zona era ricalcata da via Sette Fontane e viale D'Annunzio, ovviamente un asse recentissimo degli anni 20 e 30, via della Tesa era invece una viabilità sì, diciamo vecchia, ecco, per non definirla antica, e dopodiché però arriviamo in una sorta di imbuto, perché quando arriviamo in fondo, la zona dove adesso ci sono i musei, non si riesce a scavallare, diciamo, quello che è un salto di quote importante nell'orografia, quindi anche nell'antichità evidentemente quella non era una via comoda per uscire o entrare nella città. C'è in ballo, mi diceva prima, la realizzazione di una carta archeologica, no? Per il Comune di Trieste. Esattamente, il Comune ha predisposto questo progetto di cui faccio parte, e ancora una volta con la collaborazione dei miei colleghi che ho citato prima. Si tratta di mettere insieme tutti questi dati. Allora, la soprintendenza ha sempre avuto negli ultimi anni un sistema molto funzionale per gli addetti ai lavori, diciamo così, un aspetto di gestione burocratica dei vari cantieri e delle varie informazioni archeologiche, che è il progetto Raptor. Raptor è un acronimo di cui adesso sono impreparato e non mi ricordo, però di fatto è un sistema informatizzato che serve, l'abbiamo sempre chiamato tutti Raptor, quindi adesso non mi sovviene come si scioglie l'acronimo, però è un sistema informatizzato all'interno del quale vengono inserite le informazioni essenziali dei vari cantieri che vengono svolti e chiusi, e quindi le informazioni archeologiche vanno su questa piattaforma. Nel tempo però il Ministero della Cultura, quindi e soprattutto l'ICA, che è l'Istituto Centrale per l'Archeologia, questo invece me lo ricordo, è più facile, ha predisposto nel tempo la creazione di, siamo pieni di acronimi, del GNA, cioè il Geoportale Nazionale per l'Archeologia, che è un sistema informatizzato che nel tempo probabilmente soppianterà o comunque assorbirà questo sistema Raptor, che non è in uso solo in Friuli Venezia Giulia, è in uso anche in altre regioni del nord in particolare, l'Emilia Romagna è capostipite in questo. Insomma, morale, questo GNA
prevede un sistema di diciamo, informatizzazione con dei database particolari, e il Comune di Trieste mi ha incaricato di inserire all'interno di una struttura che ovviamente a questo punto per la quale sfrutteremo ovviamente una delle piattaforme del GNA esistenti, e riverseremo questo materiale di cui abbiamo parlato oggi, ma abbiamo parlato anche le volte precedenti, ovviamente con dati bibliografici, e l'ambizione è che questo sistema sia poi, ovviamente avrà la necessità di essere dinamico, perché nel tempo, poi una volta chiuso il lavoro, dovrà essere implementato facilmente, ma nelle intenzioni, nel tempo appunto nel corso dell'anno questo progetto verrà chiuso, quindi in fase di progressione del lavoro affineremo un po' questo aspetto, ma nelle intenzioni è che ci sia anche una parte fruibile, cioè una parte di, anche il Geoportale nazionale lo prevede, proprio è previsto che non sia solo uno strumento per gli addetti ai lavori, ma sia uno strumento consultabile e di conseguenza anche con una serie di notizie che possono essere fornite dagli enti, nel nostro caso la soprintendenza, ma anche il comune, che sono poi i titolari del cantiere. Quindi è uno strumento che serve anche tecnicamente per la gestione dei piani regolatori, esatto, e la sicurezza dei cantieri, eccetera, per evitare che magari linee di servizi possano andare a incidere in zone di archeologia particolarmente interessanti, ma da questo punto di vista sicuramente sarà anche un collettore di informazioni non indifferente. Noi guardavamo prima una mappa, che, eccola qua, che delimita quella che era l'asse di scorrimento in rosso e la linea costiera invece nel tratteggio blu a pallini. Esatto, questa è l'immagine che un po' riassume quello che avevo cercato di spiegare prima. In questa immagine intanto lo sfondo è la città, diciamo, settecentesca di inizio Ottocento. La riconosciamo nelle sue linee generali, magari noi, chi triestino riconosce immediatamente alcuni profili, magari uno che non è avvezzo a capire la città di oggi non è immediatamente così intuibile nei suoi dettagli. Per esempio manca Piazza Unità, perché c'è ancora il Mandracchio, però riconosciamo in basso a destra la sagoma del Castello di San Giusto con quelle punte, e la Piazza Unità in questo momento è divisa a metà fra quella che era Piazza Grande con la Loggia, il Mandracchio, eccetera. Per capirci, la linea che io ho tratteggiato in rosso è l'asse medievale riproposto dall'asse settecentesco di Via di Riborgo, proprio il pezzo in cui appunto sta passando il mouse adesso, che corre lungo appunto questa che doveva essere allora la litoranea, e infatti ho riproposto con quel tratteggiato la ricostruzione della linea di costa in fase romana con quella punta di cui parlavamo prima, la via Punta del Forno. Come vedete lì si crea appunto questa insenatura, e in prossimità di quell'insenatura, cerchiato di giallo, c'è questo incrocio che oggi è l'incrocio fra Via dei Capitelli e Via di Crosada, e dove appunto insisterà questo cantiere di prossima apertura, e in quel contesto dovrebbe aprirsi questo spazio pubblico che è già intuibile da questa forma così topografica, così particolare, come sia esattamente a uno snodo di 4 assi viari, cioè 2 terrestri, scusate, 3 assi viari, 2 terrestri e 1 marittimo, cioè di fatto l'insenatura con dei moli eccetera, e quindi in quel contesto lì evidentemente si creava uno snodo particolarmente importante sia per la viabilità est-ovest che quella per la salita al monte. In realtà salendo al monte, ecco, qui ho riproposto la linea che arriva, quella è salita al castello appunto, esatto, quindi abbiamo tolto il tratteggio della cattedrale e ovviamente da lì poi sulla sella di San Giacomo probabilmente si proseguiva e si usciva dalla città anche in direzione via Flavia, via dell'Istria eccetera, fuori da questo campo visivo. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Al conduttore e anche all'ospite. Prego. Che volevo fargli una domanda che potrebbe essere anche un'osservazione o una semplice curiosità. Sì. Parliamo di civiltà romana classica fino al III-IV secolo, quindi non di medioevo, ma di vera e propria civiltà romana. A parte la Val Rosandra, dove si è sviluppato il primo acquedotto di Trieste, e l'area di San Giovanni di Duino, dove le testimonianze sono enormi, Mitreo compreso, e a parte alcune zone costiere, sembrerebbe che nel Carso classico vero e proprio, quindi la zona che va circa da Erpelli e Cosina verso Monrupino, Rupin Piccolo, Samatorza, Sgonico e Opicina, diciamo il vero Carso classico, non esistono delle importanti testimonianze di cultura e civiltà romana. Sono stati fatti sì dei piccoli ritrovamenti tipo la grotta romana che è sopra Gabrovizza, Cosmini nel 1932 ha trovato l'elmo nel pozzo dell'Elmo, ma non sono vere tracce romane. È stato trovato qualcosa, una grotta di anfore,
e piccole anche altre cose, e ci sono poi pochi tesoretti, fra cui uno trovato a San Canziano e qualcos'altro, ma molto molto poco. Allora la mia curiosità è, potrebbe essere che i romani consideravano il Carso Classico come, fra virgolette, una selva oscura o comunque un luogo da non frequentare perché pericoloso o poco interessante, o forse semplicemente perché non era comodo per i loro traffici e per le loro movimentazioni? È una curiosità che ho sempre avuto da tanti anni. Grazie, vi auguro buona giornata. Grazie. Era più fuori mano o era più pericoloso? Mi verrebbe da dire più fuori mano, cioè non abbiamo gli elementi per dire se fosse pericoloso o meno secondo i parametri di allora, perché magari quello che era pericoloso allora non lo è per noi oggi e viceversa. Diciamo così, il territorio, soprattutto in fase romana, viene fortemente plasmato dall'aspetto della viabilità. La viabilità ovviamente corre lungo direttrici comode, quindi evitando salti di quota particolarmente importanti o assecondandoli, una viabilità che poi era strettamente legata alla viabilità marina, cioè di fatto noi sappiamo che c'erano, la costiera triestina era punteggiata da numerosi approdi e questi approdi erano collegati fra loro senza necessità di dover, diciamo con navi di piccolo cabotaggio, senza necessità di entrare poi all'interno della viabilità terrestre. E il nostro territorio allora come oggi aveva due diciamo così, situazioni completamente diverse, una in quota alta dove appunto la viabilità poi si collegava a tutto quello che abbiamo detto prima, quindi con la viabilità che da Aquileia correva verso l'Istria, ma che da Aquileia stessa poi correva verso l'interno, verso la città di Emona che oggi è Lubiana, o verso il Norico che oggi è appunto la zona corrispondente all'Austria, per capirci, ecco, in sostanza. Dopodiché però per arrivare all'antica Tergeste bisognava scendere in quota e alcuni tracciati importanti sono stati trovati in zona San Giovanni al Timavo, eccetera. Quindi la frequentazione e la presenza all'interno di un territorio comunque difficile, perché lo è tutt'oggi, ma lo è stato fino a tempi recentissimi, il Carso è un territorio di difficile, diciamo così, lo si addomestica in modo con molta difficoltà e con molto dispendio di energie, quindi la probabile assenza di insediamenti che finora non abbiamo mai trovato, magari chi lo sa, fra qualche elemento Federico Bernardini, un altro studioso che ha studiato grazie appunto ai dati LIDAR, ha trovato numerose tracce in contesti in cui non immaginavamo ci potessero essere dei resti così importanti, quindi lo studio del territorio anche con tecnologie particolarmente innovative permette poi di trovare queste tracce. In questo momento effettivamente sul Carso classico, come giustamente ha detto il telespettatore, non sembrano esserci insediamenti di particolare importanza o dimensione, sicuramente c'era una viabilità di collegamento che permetteva di collegare Trieste con Aquileia da un lato e con la zona istriana dall'altro e con l'entroterra, poi soprattutto anche con appunto Emona, Lubiana eccetera dall'altro, ma ricordiamoci che la viabilità e i collegamenti erano anche marittimi, quindi l'assenza di insediamenti di questo tipo va anche letta sul fatto che tutto l'Alto Adriatico era facilmente percorribile, un dato che forse sfugge perché il territorio oggi molto è cambiato, si poteva andare da Ravenna a Monfalcone, di fatto alla Costimavi, tutto attraverso il territorio endolagunare, senza mai passare diciamo, lungo il mare aperto, mettiamola così, quindi in territorio di contatto fra terra e acqua, quindi canali, e senza mareggiate, senza rischi di naufragi, tra virgolette, roba del genere. In sostanza era un percorso protetto, facile e anche diciamo così, molto frequentato, e quindi sì, il collegamento marittimo era garantito da Ravenna a Monfalcone di fatto senza soluzione di continuità. Allora intanto mi danno conto di una notizia di servizio che viene prolungata l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale installati sul territorio del Comune di Trieste, quindi la proroga diciamo, del riscaldamento fino al 21 aprile, quindi questo per quanto riguarda proprio riscaldamento, la deroga arriva dall'autorizzazione del sindaco. Quindi ci sarà fino al 21 aprile l'accensione degli impianti di riscaldamento. Giusto una nota di servizio che mi è arrivata adesso. Brian, abbiamo un minuto. Quando comincia questo cantiere di cui abbiamo il centro del nostro argomento di oggi? L'area è stata consegnata, quindi io credo che la società che ha in incarico il lavoro
si debba organizzare, non so come sono organizzati nel dettaglio, magari con queste giornate di festa che adesso si inframmezzano, ma comunque veramente credo che siamo nell'ordine dei giorni, ecco. Nell'arco del mese di aprile, mi sbilancio, nell'arco del mese di aprile sicuramente. So che è una domanda da non fare un archeologo, ma ci si aspetta qualcosa di sorprendente dallo scavo oppure no? Sì, ecco, via, mettiamola così. Volevo questa risposta. Si aspetta perché l'area ha un potenziale grandissimo, quindi io dico sempre questa frase che è sempre un po' d'effetto: di fatto anche l'assenza di un dato sarebbe eclatante, cioè anche l'assenza del dato sarebbe un dato, quindi come abbiamo cancellato l'area tratteggiata di Via della Cattedrale, se trovassimo qualcosa o se non trovassimo qualcosa ci permetterebbe di riformulare l'ipotesi della ricostruzione, quindi di fatto l'area è interessantissima, andrà indagata con la metodologia classica, ci sono sicuramente tanti metri cubi di materiale riportato che saranno la prima parte di cantiere che non sarà interessante, tra virgolette, ma di fatto da una certa quota in poi la città novecentesca, settecentesca, medievale, tardo romana e romana sicuramente restituirà tante sorprese. A stratificazioni. Grazie all'archeologo Massimo Braini, sempre un piacere averlo con noi per gli approfondimenti del caso. Noi ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguito e buona giornata.